Buongiorno a tutti. Come sapete oggi replichiamo quello che è stato il seminario che si è svolto il 18 dicembre scorso sulle banche dati della copertura del suolo del Veneto, con sottotitolo Strumenti innovativi per pianificare i territori. In quella circostanza c'è stato qualche problema di ordine tecnico che ha causato il fatto che tutte le persone che si erano iscritte per fruire dell'evento da remoto non hanno potuto farlo e quindi abbiamo ritenuto opportuno riproporre lo stesso intervento. Questo ci offre però anche la possibilità di avere un saluto introduttivo, un saluto di benvenuto dell'assessore Marco Zecchinato, che il 18 dicembre era da pochissimo insediato con la nuova giunta regionale, mentre oggi può partecipare da remoto. Anzi, lo ringraziamo per lo sforzo, visto che lo vedo collegato direttamente da un'automobile, e gli darei immediatamente la parola per sentire il suo saluto. Lo ringrazio ancora per la sua presenza e anche per il supporto che già in queste poche settimane dall'insediamento sta dando anche al nostro settore, che è appunto il territorio, compreso quello della cartografia dell'informazione geotopografica. Grazie Assessore, prego. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Mi scuso per l'aspetto poco istituzionale del collegamento dall'auto, però ci tenevo a fare questo saluto, soprattutto per il grandissimo lavoro che sta portando avanti il referente, appunto l'architetto Trivelloni, e tutto lo staff della direzione pianificazione. La direzione sta facendo un grande sforzo in tutti i sensi, nel senso che sono in corso attività legate al piano paesaggistico, alla normativa legata a Veneto Territorio Sostenibile, quindi al testo unico, la legge quadro sull'urbanistica e l'edilizia, e a tante altre iniziative che sono ripartite con questa nuova legislatura. Oggi il mio saluto è volto più che altro a questo evento legato alle banche dati della copertura sul suolo del Veneto, un evento importante a 50 anni dalla legge del 76, che poi ha dato il via alla carta tecnica regionale, per cui diciamo un anniversario importante. La carta sulla copertura del suolo e le banche dati sono di fondamentale importanza per tutte le attività legate al territorio, per i professionisti, per gli enti e per gli enti gestori. Quello che posso dire è che questo incontro di oggi, che offre appunto strumenti innovativi per pianificare il territorio, ma anche proprio per la gestione di quelli che sono i servizi sul territorio, è un passo fondamentale per far comprendere a tutti le potenzialità di questi strumenti, dalla cartografia alle banche dati, per arrivare all'uso dell'intelligenza artificiale e all'uso anche dei dati satellitari sempre più importanti. Credo che questo faccia capire che su questo settore si deve investire, e daremo un segnale, questo posso dirlo anche con il nuovo bilancio, e credo anche negli anni futuri, perché credo sia veramente un tema fondamentale anche quello di condividere il dato tra tutti gli enti che raccolgono dati territoriali e poi li utilizzano, per cui la Regione cercherà, e mi farò carico insomma, di cercare di fare in modo che sia sempre più riferimento e perno di questa funzione. Per cui vi ringrazio tutti, ringrazio la direzione pianificazione e soprattutto auguro a tutti voi un buon lavoro, e anche come assessorato siamo aperti ai contributi che ci saranno per il tramite della direzione, o se vorrete contattare l'assessorato siamo sempre a disposizione. Grazie e buon lavoro a tutti ancora. Grazie Assessore. Siamo particolarmente contenti del suo intervento e anche delle parole che ha citato, soprattutto per lo sforzo che la direzione sta compiendo, che appunto in questo momento ha un rilancio con questa nuova legislatura su tutti i vari temi sui quali è impegnata, quindi il paesaggio, la nuova norma urbanistica e molte altre ancora, e anche la ringrazio per gli importantissimi, interessantissimi spunti sui quali torneremo, quindi l'introduzione della intelligenza artificiale, delle nuove risorse, i satelliti, i droni e quant'altro, che però si collocano in un solco di tradizione consolidata che ci ha portati da 50 anni insomma, a garantire comunque l'informazione geografica di base per il territorio della Regione.
Approfitto per dire che siamo particolarmente soddisfatti della risposta anche delle persone che hanno voluto riprovare a seguire questo seminario, questo webinar. Infatti abbiamo avuto più di 400 iscrizioni, al momento ci sono credo più di 250 persone collegate, per cui c'è sempre un grande interesse per questi temi e questo naturalmente non può che essere utile, perché è essenziale mettere assieme tutte le risorse, tutte le energie, quelle degli enti locali, quelle degli enti strumentali che sono presenti oggi, diverse strutture regionali e naturalmente il mondo delle professioni e delle imprese. Ringrazio ancora l'assessore per il suo intervento di saluto e passo rapidamente a introdurre la prima sessione di questo appuntamento, poi tra un intervento e l'altro magari avremo modo di estendere di condividere alcuni commenti. La prima sessione è quella più di carattere tecnico ed è squisitamente riferita alla produzione sostanzialmente di questa banca dati di copertura del suolo. Come sapete, da diversi anni viene prodotta anche dalla Regione del Veneto. In questo caso c'è stata una forte collaborazione con altre strutture regionali. Questo vorrei dirlo subito prima di passare la parola ai relatori. Oltre all'ARPAV che è presente oggi e che ringraziamo per la disponibilità non soltanto alle molte attività che facciamo assieme, ma anche a partecipare, a contribuire a rendere molto più ricchi i nostri appuntamenti di comunicazione come quello del 18 dicembre replicato oggi, ma anche altre strutture come tutto il settore dell'agroambiente, quello delle foreste e molti altri, la difesa suolo e altri. Quindi la carta di copertura suolo, o comunque la banca dati di copertura suolo, aggiornata al 21 e speditivamente al 22-23, di cui parleremo nella prima sessione, è stata proprio realizzata con un contributo di tutti, anche mi ricordo molti mesi di riunioni, di discussioni per cercare di mettere a punto una leggenda, quindi una modalità di classificazione del territorio che fosse la più adeguata possibile. Tra l'altro anche con il valore aggiunto, ne parleranno dopo i relatori, dell'aver utilizzato come specifica tecnica una specifica modalità GeoUML, che è quella prevista dal decreto sui database del 2011, quindi ha un inquadramento che garantisce la massima interoperabilità. Ecco, quindi sentiremo poi nell'ultima parte che i primi due interventi sono esposti, sono illustrati dalle due imprese che hanno materialmente prodotto la carta di copertura suolo, quindi l'impresa Tinexta e l'impresa TGIS, che ringrazio anche loro per la disponibilità a partecipare. E ci tengo a dire che si è trattato di un lavoro fatto veramente insieme, non è un modo di dire, non abbiamo affidato questo appalto e poi li abbiamo, tra virgolette, abbandonati a se stessi. D'altro canto le imprese sono dimostrate molto disponibili a incontrare le modifiche anche in corso d'opera, sempre per arricchire la qualità della banca dati. E questo, insomma, sentiremo poi degli spunti che ci daranno. Molte volte non si tratta di interventi proprio del tutto indolori. Quindi è un approccio collaborativo che ha dato frutti estremamente importanti. L'ultimo intervento invece vedrà il direttore della nostra unità organizzativa Sistema Statistico Regionale, il dottor Francesco Alberti, assieme alla collega dottoressa Magna Bosco, che ci presenteranno invece una prima applicazione e poi ne seguiranno altre nella seconda sessione che sarà moderata dall'amico ingegnere Maurizio Reggenaro. E dicevo, Alberti e Magna Bosco ci presenteranno l'inizio di quello che è un progetto che diventerà anche formalizzato come obiettivo per la Regione, che è l'utilizzo congiunto di dati geografici e statistici al fine di migliorare la qualità del sistema informativo generale e quindi anche di quello che diventa supporto alle decisioni. Non vorrei sprecare altro tempo e cedo subito la parola a Simone Rinaldo dell'impresa Tinexta, che si collega molto da Roma, credo. Prego Simone. Mi sentite? Sì, vai. Ok, tranquillo. perfetto. Allora, condivido lo schermo. Spero di condividere quello giusto. Ok, ci siamo. Buongiorno. Allora, in questa presentazione si pone l'attenzione alle nuove frontiere, ai potenziali impieghi della CCS. Giro. Ok, l'intervento è diviso in due parti. Vedete là c'è il mio collega Manuel Materazzo. Si articola in due fasi distinte.
Una più narrativa in cui vi spiego l'evoluzione storica, i risultati, le prospettive e gli impieghi, e una più operativa sull'intelligenza artificiale applicata alla CCS. Allora, come vedete, la carta di copertura ha una storia lunga, parte dal 2009 e negli anni successivi si sono susseguite diverse edizioni con aggiornamenti completi dal punto di vista territoriale ed altri mirati all'urbanizzato. E la sostanziale stabilità della leggenda e dell'unità minima cartografabile permette di analizzare l'evoluzione della copertura del suolo con grande dettaglio spaziale e tematico. E vedete che ci sono stati degli anni in cui abbiamo aggiornato solamente la classe 1 da satellite. In questo periodo vi possiamo dire che dal 2009 ad oggi abbiamo visto anche alcune connotati di cambiamento. All'inizio erano tanti capannoni che venivano mappati, poi c'è stato il periodo delle rotonde, le strade, la logistica. Ultimamente abbiamo notato tantissimi vigneti, aree abbandonate in montagna e i campi da padel sono meno visibili perché spesso sono riconversioni dei campetti da calcetto. L'introduzione del satellite ha portato due vantaggi fondamentali: la riduzione dei costi e la maggiore tempestività dell'aggiornamento. Alcuni risultati. Allora, c'è stato un approccio di aggiornamento vero e proprio, quindi vedete in questa immagine come il nuovo capannone è stato rimappato e lo vedete nella cartografia aggiornata che si vede in giallo. L'altro esempio è stato rimappata l'ansa del fiume. Però, come dire, tanta energia e tempo proprio di fotointerprete è stato speso per rimodellare la configurazione della carta esistente. Vedete sulla destra che a fronte di nessuna variazione territoriale è stata comunque ridisegnata la configurazione dei poligoni ed in giallo è molto più aderente alla realtà rispetto a quella che si vede sopra, seppur non c'è stato nessun cambiamento territoriale. Alcuni risultati. Se noi confrontiamo il 2021 e il 2022 con il 20, il 21 e il 22, seppur sono 3 anni solamente, la classe 1 relativa come si dice, all'urbanizzato ha avuto un'espansione di 1300 ettari che in soli 2 anni corrispondono a quasi 1300 ettari all'anno, che corrispondono a quasi 2 campi di calcetto, che non è poco in soli 2 anni. Altra cosa che non viene mappata in questo dato è che all'interno della classe 1 c'è tantissima mobilità, c'è proprio, come dire, il territorio urbano c'ha delle modifiche all'interno se stesse molto molto spinte e che si possono definire da questo grafico, in cui si vede come la costruzione della pedemontana ha fatto sì che tantissimi cantieri fossero successivamente diventate delle aree verdi. Potenziali impieghi. Ora, vabbè, non sono proprio la persona più adatta, diciamo, però da tecnico vi posso dire che una cartografia così dettagliata possa avere dei potenziali impieghi a livello di urbanistico, soprattutto per la frammentazione dell'urbanizzato, la mappatura delle aree dismesse, la vulnerabilità dei rischi naturali. A livello agronomico consente di mappare
colture correlate alla disponibilità idrica e al rilascio di fertilizzanti sulla rete idrica superficiale. Ovviamente gli aspetti naturalistici, definizione degli habitat, il monitoraggio dei cambiamenti, il monitoraggio dei corridoi ecologici e le pressioni antropiche sul patrimonio naturale. Anche dinamiche sociali, ad esempio, è possibile correlare spazialmente la distribuzione dei servizi con la distribuzione della popolazione suddivisa per fasce d'età e estrarre indicatori, ad esempio, numero di bambini presenti in una determinata zona e il numero di scuole lì all'intorno. Altro esempio, nell'ambito delle scienze, diciamo, economiche, può supportare anche la comprensione di dinamiche di sviluppo correlando dati territoriali con dati economici. Ambiti di miglioramento, anche questo ne abbiamo già discusso con Umberto e i colleghi, quali sono, tra virgolette, i punti deboli della carta e dove si può migliorare. Innanzitutto, la cosa più difficile in questi contesti è mappare i boschi. Mappare i boschi perché spesso la definizione è univoca, ci sono tante zone sfumate in cui si passa dal bosco all'arbusteto, al prato, in cui è difficile definire una linea su cosa è bosco, cosa non è bosco. Per cui qui darsi delle regole potrebbe essere un ambito da perseguire. Mappare, cosa che già si fa, usare scusate, i dati satellitari per avere aggiornamenti rapidi e a costi molto contenuti. E infatti magari può essere che annualmente si aggiorna da satellite delle classi particolari, poi con cadenza triennale si può riaggiornare tutto con le ortofoto. E poi applicare l'ambito, cioè allargare l'ambito applicativo della CCS. E in questo caso, in quest'ambito, siamo nel 2026 e non si può tenere un convegno senza non parlare dell'intelligenza artificiale, per cui una domanda che ci siamo posti è: come potremmo rendere l'accesso e l'uso dei dati territoriali in modo semplice e intuitivo anche per utenti non esperti? E grazie a un modello di intelligenza artificiale conversazionale, adesso Manuel, collega, vi farà vedere alcune applicazioni che vogliono dare questo tipo di interazione, in cui l'utente possa chiedere a un modello mostrami in mappa le classi, cioè i poligoni della classe 1, ad esempio, senza scrivere nessun tipo di query. Ora lascerei la parola a Manuel. Sì. Negli ultimi anni, come diceva il collega, è stato fatto un lavoro enorme per raccogliere e aggiornare i dati sulla copertura del suolo. Intanto sono ancora presentazione. Ma questi dati per appunto non vengono sfruttati al pieno del loro potenziale. Questo perché appunto per analizzarli servono delle competenze specifiche altamente specializzate. Bisogna saper scrivere query complesse, conoscere terminologia tecnica e saper utilizzare software specialistici. E tutto questo porta comunque via un sacco di tempo. Come risultato, i dati restano principalmente chiusi nei database e difficilmente diventano informazioni utili per chi deve prendere decisioni. La nostra soluzione, l'AI GIS, mira proprio a risolvere questa situazione, semplificare il processo trasformando il linguaggio naturale in layer geospaziali utilizzabili, descrizioni testuali o grafici, in modo da rendere accessibile questo tipo di analisi a tutti quanti. Il nostro obiettivo è per appunto visualizzare questi dati, che diventi solo questione di dire all'IA mostrami le espansioni urbane del comune di Meolo, ad esempio. Praticamente sarebbe come essere affiancati da un esperto di GIS sempre disponibile. E questo si traduce in un supporto decisionale concreto che permette di sfruttare i dati e accelerare enormemente i tempi.
Parlando del workflow del sistema, puoi girare la slide, l'utente fa una domanda naturale come farebbe con un esperto di GIS, ad esempio mostra i boschi di latifoglie di Asiago, e il sistema riceve l'input, il linguaggio naturale e lo interpreta. Poi una squadra di agenti AI specializzati elabora la richiesta, cercano i dati giusti, li interrogano e li combinano per rispondere, e il sistema genera dei layer geografici o delle visualizzazioni automatiche. E infine il risultato finale viene presentato come un accesso semplificato ai dati già pronto all'uso. L'intero processo avviene comunque in pochissimo tempo, trasformando quello che prima era un lavoro di ore in una breve conversazione naturale. Poi girare la slide. Quindi in breve i vantaggi della soluzione sono accessibilità a chiunque anche senza formazione GIS, velocità che passa da ore di lavoro a minuti di conversazione e sicurezza di esecuzione che avviene in un ambiente completamente isolato e controllato per proteggere i dati, e integrazione perché il sistema è pienamente compatibile con qualsiasi altro sistema di GIS preesistente. Adesso vi mostro il POC dal vivo. Posso fare la condivisione. Simone, devi interrompere la presentazione. Ok, grazie. Ok, questa è la home page. Mi autentico. Ok, ha fatto lui. E questa è la home page. Abbiamo una descrizione tecnica di come funziona il progetto, ma andiamo direttamente sulla parte interessante, l'AI GIS. Qui compare l'interfaccia GIS classica, in cui ci sarà la mappa con i vari layer disponibili. E normalmente per analizzare i dati bisognerebbe conoscere come interrogare i layer, applicare i filtri, eccetera. E adesso, se carica, con l'AI GIS comunque sarà disponibile un'interfaccia in cui effettuare la domanda. Ovviamente prima caricava subito. Sì, evidentemente ci sono problemi di rete perché comunque sono con i dati. Ok, caricato. Come dicevo, con la funzione di AI possiamo inserire la domanda, ad esempio, per la regione Veneto, per l'anno 2021 mostra in mappa la classe di copertura del suolo con codice 141 aree verdi urbane. E una volta inviata, la richiesta viene presa in carico dall'intelligenza artificiale e questa è la parte interessante, che con questo bottone che ho appena premuto possiamo vedere in tempo reale cosa sta facendo il sistema. Questo che vedete su questo pop-up aperto è il flusso di ragionamento dell'AI e potete vedere cosa sta facendo passo dopo passo. Questa trasparenza è fondamentale per due motivi. Come primo capite esattamente cosa ha intuito il sistema dalla vostra domanda. Se è una incomprensione ve ne accorgete subito. E come secondo potete istruire l'IA. Se vedete che ha interpretato male qualcosa potete riformulare la domanda in modo più preciso. In questo caso, Emanuele, scusami, e puoi ricordare la domanda che sì. hai fatto, che è andata troppo veloce forse? Sì, dal layer era per la regione Veneto nell'anno 2021, mostra in mappa la classe di copertura del suolo con codice 141, che in questo caso sono le aree verdi urbane che possiamo vedere che ha mostrato. Sì, scusami se intervengo, che senza diciamo, l'intervento della I, un utente dovrebbe scrivere questa cosa con una query, conoscendo la struttura del dato e conoscendo un minimo di linguaggio SQL o di Python.
Qui è stata la richiesta, come vedete, è stata veloce e effettivamente ha presentato un layer già utilizzabile che volendo si può scaricare ed esportare su altre piattaforme. Facendo un'altra richiesta, magari un po' più complessa, in questo caso mostra in mappa le nuove urbanizzazioni di Fossalta di Piave dall'anno 2021 al 2023. Ok, qui possiamo vedere, vabbè, la richiesta è stata presa in carico di nuovo e di nuovo il ragionamento, che aiuta il sistema a capire meglio come sono strutturati i dati specifici e migliorare gli output futuri. È un processo comunque di apprendimento bidirezionale in cui l'utente impara come il sistema ragiona e il sistema impara come sono fatti i dati. Ecco, in questo caso possiamo vedere le nuove urbanizzazioni di Fossalta di Piave, che sono 2 geometrie molto semplici, però è comunque un'analisi che avrebbe richiesto molto tempo per essere implementata. Facendo un'altra prova ancora, potremmo ad esempio chiedere un'altra tipologia di visualizzazione. In questo caso fai un grafico a barre della ripartizione della superficie della regione del Veneto per classi di copertura del suolo al secondo livello con inland cover per l'anno 2021. Ok. Mentre il sistema sta elaborando, vi spiego anche velocemente come funziona l'architettura. Oh, è andato in errore. In questo caso, come anticipavo, possiamo leggere l'elaborato dell'intelligenza artificiale per capire dove è andato in errore. In questo caso vedo che si è incartato perché ha rifiutato, perché dice che il Veneto non è in Sicilia, giustamente, perché stiamo provando anche con altri dati. Quindi evidentemente è rimasto qualcosa sull'ambiente che ha portato l'IA a pensare che il contesto era della Sicilia. Beh, riproviamo. Fai un grafico a barre della ripartizione della superficie della regione Veneto per classi di copertura del suolo al secondo livello core inland cover per l'anno 2021. E questo è un esempio, cioè le regole del sistema, diciamo le buone pratiche del prompting si adattano pure qua, nel senso che più si conosce il dato, più si conosce, si è specifici nella richiesta, più il sistema funziona bene. Infatti diciamo, la richiesta di Manuel era molto articolata, ma al tempo stesso anche molto precisa. Esatto, il sistema ha imparato per quanto riguarda i dati e adesso la sta effettivamente elaborando ed ha passato il controllo. Questo sistema comunque funziona con 4 agenti AI specializzati che lavorano insieme come un team. Il primo agente fa da orchestratore, che è quello che capisce cosa viene chiesto in italiano e coordina il tutto, delegando il lavoro ad altri agenti. Il secondo, l'agente UFS, si occupa di quello che avete visto prima, ovvero generare i layer cartografici veri e propri. Ovvero interroga il database e produce GeoJSON che si vedono sulla mappa, come la differenza dei Fossalta di Piave. Il terzo agente, l'agente grafico, è quello che si sta eseguendo in questo momento, che scrive codice Python in ambiente sicuro e isolato per produrre delle visualizzazioni finali, grafici, analisi, tutto quello che serve per capire. In questo caso il sistema ha generato il grafico richiesto della ripartizione del suolo veneto per il 2021 con le label che in realtà occupano gran parte del grafico, ma effettivamente non ho specificato la ripartizione, quindi sotto comunque abbiamo una descrizione del grafico che ci potrebbe aiutare anche a capirlo di più in caso anche di grafici più complessi rispetto a questo. Facciamo un'altra richiesta relativa a un grafico. Proviamo con fai un grafico a barre della ripartizione della superficie della regione Veneto per classe di copertura del suolo al terzo livello del core inland cover per l'anno 2021. Usa i codici come label e le percentuali d'area come i valori.
Bene, finché prendo in carico anche questa richiesta, vi parlo dell'ultimo agente, quello che rende il sistema veramente evolutivo nel tempo. No? Di nuovo lo stesso problema. Sicilia. Faccio la richiesta. Fai un grafico a barre della ripartizione della superficie della regione Veneto per classi di copertura del suolo al terzo livello con inland cover per l'anno 2021. Usa i codici come label e le percentuali d'area come valore. Okay, come dicevo, il quarto agente è la memoria storica del sistema, che agisce come sistema di apprendimento iterativo continuo. Ogni volta che viene fatta una domanda, lui impara qualcosa di nuovo sui dati e su come li usate. In questo caso è anche il complice degli errori che abbiamo visto. Questo va a evolvere l'efficienza del sistema e la sua precisione durante l'utilizzo. Più precisamente, gli agenti durante il loro lavoro svolgono un'introspezione autocritica e quest'ultimo agente gestisce le memorie in modo da migliorare per le richieste future. Quindi è un po' come inserire un nuovo collega. All'inizio deve imparare il vostro gergo, come muoversi, i vostri sistemi, ma poi diventa sempre più efficiente. Ognuno degli agenti presenti nel sistema è specializzato nel suo compito, ma lavorano tutti insieme in modo coordinato. Quindi è come avere una squadra di esperti invece di un singolo generalista. L'architettura di orchestrazione IA, inoltre, usa un framework Belief Desire Intention, che è stato adattato da noi per dominio geospaziale, dove ogni agente sviluppa le sue credenze sui dati ambientali dei database, e i suoi obiettivi, le analisi e le interazioni per le intenzioni per le azioni da intraprendere. In questo caso abbiamo il grafico che è stato richiesto con una distribuzione molto migliore della visualizzazione e di nuovo il grafico riproposto. E in questo caso adesso ripasso la parola a Simone, dicendo come ultima cosa che per soddisfare il requisito dell'affidabilità del sistema di intelligenza artificiale abbiamo bisogno di una sicurezza d'esecuzione totale. Quindi gli agenti lavorano sempre in un ambiente computazionale controllato e isolato, in modo da non creare rischi né per l'infrastruttura né per i dati. Tutto rimane nel dominio comunque del cliente. Grazie Manuel. E non so, Umberto, se ci possono essere delle domande. Guarda, innanzitutto Simone, vorrei ringraziare te e il collega dottor Manuel Materazzo, se non sbaglio, che mi scuso, avremmo dovuto inserirlo nell'elenco dei nomi perché è molto interessante cosa ci avete raccontato. No, non faccio dei quesiti perché sono certo che funzionerebbero, cioè dei prompt, diciamo. Ecco, vorrei solo sottolineare alcune cose. La prima, per qualcuno che magari era presente anche in occasione del 18 dicembre, devo dire che si notano grandi miglioramenti, che una volta il sistema aveva avuto qualche problema nel dare le risposte alle prime due interrogazioni e questo però è un fatto molto significativo perché sono passati 2 mesi e questo ci dà anche un po' l'idea, no, della velocità con cui progrediscono queste soluzioni. L'altra cosa invece più importante che mi sento di dire è che chiaramente questo tipo di intelligenza artificiale è per noi di grande interesse. Con l'intelligenza artificiale lo dico in maniera molto impropria perché non sono certo un esperto, però ha tanti aspetti, ha tante possibili applicazioni. Chi tratta dati geografici la usa nelle forme di machine learning, deep learning da molto tempo, anche in quel caso sempre più affinate, pensiamo all'estrazione automatica di oggetti vettoriali e quant'altro, però questa forma invece di ricerca, di facilitazione dell'utilizzo, di semplificazione anche del trattamento del dato affinché diventi informazione, è una prospettiva per noi di grandissimo interesse, come quella per il trattamento dei dati, intendo dire, perché è chiaro che viviamo in un momento in cui si sta ampliando sempre di più
la platea dei possibili fruitori, e quindi non è pensabile, come magari poteva essere in passato, che i fruitori siano tutti quanti adeguatamente formati nel settore delle geoscienze. Quindi è molto importante che ci sia l'affidabilità, come richiamava appunto Manuel poco fa, ma è molto importante che ci siano strumenti effettivamente utilizzabili e fruibili, in modo da avere un accesso a informazioni che sono sempre di più e quindi devono essere anche gestite in maniera adeguata. Questo è un po' l'aspetto che mi sembra che apprezzo di più, insomma, di questo aspetto. Faccio notare, io non l'ho capito subito, perché chiaramente i miei tempi di reazione non sono quelli dell'intelligenza artificiale, tutti se ne saranno accorti, ma il dottore Materazzo non scriveva il prompt, ma parlava a voce, insomma, ecco. Quindi queste cose esistono, ecco, esisteranno sempre di più, mi aspetto in pochi mesi, non pochi mesi forse no, perché poi c'è un problema, no, di adeguamento strutturale, di reti, di appalti, tutta una serie di complicazioni che chi è la pubblica amministrazione conosce bene, ma insomma nel giro di pochi anni l'utente chiederà, parlando a voce in linguaggio cosiddetto naturale, no? Un sacco di informazioni alla nostra infrastruttura dati, queste gli verranno restituite in maniera molto, molto immediata e semplice. Io ringrazio ancora Simone Rinaldo e Manuel Materazzo per questo intervento. Prima di dare la parola a Diego, scusa. Velocemente Umberto, siccome avevo visto in chat che qualcuno chiede il link per accedere a AI GIS, magari passo per un attimo la risposta a Manuel. L'AIGIS comunque è ancora un prototipo, quindi non è ancora disponibile per l'utilizzo pubblico, è ad utilizzo interno, infatti anche la presentazione è stata fatta a partire dal mio PC. No, molto utile questa precisazione, vedendo la chat che l'ingegner Carlo Masetto gentilmente sta seguendo, e approfitto anche per dire a chi lo chiede che è registrata questo webinar e verrà poi messo reso disponibile, insomma, in download sulle nostre pagine statiche della Regione del Veneto, dove ci sono i convegni, quindi basta digitare territorio convegni Regione Veneto e si trova questo tipo di risorsa. Prima di dare la parola a Diego Trucco, che è il titolare dell'impresa TGIS, che assieme a Tinext ha realizzato la carta di copertura suolo, chiederei al dottor Carlo Giovanni Moretto, che prima per mia colpa nella confusione dei collegamenti da remoto con l'assessore mi sono dimenticato di introdurre. Il dottor Moretto è direttore dell'unità qualità del suolo di ARPAV, è gentilmente presente in sede per dei saluti di benvenuto. Ecco, mi scuso ancora perché i saluti di benvenuto vengono dopo il primo intervento, ma insomma spero che Giovanni perché Carlo non se lo prenderà troppo. Prego, Carlo. È molto breve. Sottolineo l'importanza di questo evento, di questo incontro, che si inserisce nel contesto della pianificazione del territorio. Pianificazione del territorio, diciamo che è la regina, o dovrebbe essere la regina del governo, e questo governo del territorio, che deve chiaramente cercare di trovare una compensazione e un equilibrio tra numerosissimi interessi che convergono su di esso, correlati fondamentalmente all'impiego lato sensu di risorse naturali. Ecco, questo governo chiaramente chiede strumenti di conoscenza, perché informazioni e conoscenza dovrebbero essere la base delle decisioni. È chiaro che le banche dati ambientali, le carte di copertura del suolo informatizzate rappresentano strumenti da tempo imprescindibili per una pianificazione moderna e consapevole. La forza di questi strumenti sta nel poter osservare il territorio e fare confluire in questi serbatoi di conoscenza informazioni in modo strutturato, comparabile, basato su indicatori che siano condivisi, e mi ricollego, ben venga che faccio adesso questa breve dissertazione all'intervento che abbiamo appena visto, l'accessibilità di queste informazioni. Atteso che sono informazioni numerose, strutturate, complesse, articolate, e evidentemente il muoversi
sempre più velocemente verso strumenti come quelli di cui abbiamo avuto una dimostrazione questa mattina, che consentono di interrogare in linguaggio naturale, evidentemente, come giustamente osservato, comincia a fare risparmiare tempo da un lato dal punto di vista dello svolgimento delle attività istruttorie e dall'altro apre a una prospettiva di trasparenza e di fruibilità del dato anche da parte del pubblico che legittimamente pretende sempre di più di avere accesso alle informazioni, di avere accesso ai processi della pubblica amministrazione, di avere voce in capitolo e soprattutto di comprendere. È chiaro che il poter andare a interrogare una banca dati come quella che abbiamo visto nel modo che ci è stato dimostrato diventa un plus, un addizionale strumento che nell'impiego di questi strumenti, le banche dati, le carte di copertura, la cartografia informatizzata in genere, cerca di perseguire gli obiettivi di sostenibilità, quindi il governo della sostenibilità delle iniziative, con il rigore scientifico ma anche con quella trasparenza amministrativa che chiaramente è il fondamento del nostro ordinamento. Per cui questi strumenti sono estremamente importanti. Per quanto riguarda il contributo dell'Agenzia alla conoscenza del suolo, agenzia che io sono qua indegnamente a rappresentare, io sottolineo che la nostra unità operativa, ma quindi l'agenzia, è coinvolta nel sistema nazionale di prevenzione ambientale per il monitoraggio del consumo di suolo, quindi collaboriamo fattivamente sotto il coordinamento di ISPRA per la redazione del report annuale sul consumo di suolo. E inoltre ospitiamo e siamo gli eredi di quello che dalla costituzione di ARPA nel 3 ottobre del 97 era il centro agrochimico dell'Ente Sviluppo Agricolo del Veneto, che è confluito in ARPA che è un'unità organizzativa che si occupa della conoscenza delle proprietà chimiche, fisiche, biologiche del suolo, nel contesto di una disciplina che è quella pedologica che studia la complessità di questo ecosistema, perché dobbiamo e vogliamo ripeterlo fino all'esaurimento. Qualche anno fa c'era un film che si intitolava Sotto il vestito niente, per noi invece è Sotto le suole molto, tanta roba. Ok? Vogliamo sottolineare che il suolo è un ecosistema complesso, articolato, che soprattutto grazie a questa sua articolazione fornisce quelli che vengono detti servizi ecosistemici e di cui avremmo una trattazione con l'intervento della dottoressa Vinci nel pomeriggio, servizi ecosistemici che sono, non nel pomeriggio scusate, nella seconda sessione. Ho mandato in panico l'assemblea. Va bene. Ok, dicevamo servizi ecosistemici a volte cruciali, come quelli legati alla capacità di depurazione del suolo nei confronti delle acque sotterranee, e in altri casi sicuramente di grande importanza, quale l'ospitare la vita e il biota che alloggia nel nostro suolo. Diciamo che noi siamo detentori di una larga messe di informazioni che anche noi cerchiamo di rendere pubbliche e peraltro si parlano con la piattaforma regionale. Si tratta del frutto che verrà poi anche illustrato in parte nella seconda sessione di un lavoro che è oltre che trentennale, e che noi vogliamo portare avanti con nuovo impulso nel contesto della nuova direttiva sul monitoraggio del suolo e sulla resilienza, la direttiva
mi ricordo il numero, è la 2360 del 25, è entrata in vigore il 26 novembre dell'anno scorso, il cui termine di recepimento è per il 2028, ma che pretenderà di iniziare le prime campagne di monitoraggio già a partire dal 2030. Diciamo che noi possiamo dire che partiamo già avvantaggiati rispetto ad altre realtà, appunto per questa nostra storia, comunque nel contesto della direttiva ci impegneremo ulteriormente per fornire le informazioni che sono necessarie per il governo del territorio, per la conoscenza del suolo. Porto rapidamente i saluti dell'ingegner Tomiato, direttore di ARPA, del direttore del mio dipartimento, l'ingegner Strazzabosco, mi piace sottolineare che al di là dei rapporti istituzionali e della convenzione per la collaborazione ai sensi dell'articolo 15.241 con la direzione pianificazione, c'è sempre un grande clima di collaborazione e di ottimo dialogo. Vi ringrazio di avermi pazientemente ascoltato e auguro a tutti una buona prosecuzione. Grazie Carlo, grazie per aver toccato veramente tutti i punti che io mi ero appuntato una serie di cose, no, da dire dopo il tuo saluto, me li hai già detti, no, a parte gli scherzi. Condivido tutto quello che hai detto, anzi vorrei, se mi consenti, anche rafforzarlo, nel senso che hai richiamato giustamente l'accordo che abbiamo rinnovato pochi mesi fa. E devo dire che fortunatamente io ho l'opportunità di vedere anche la situazione di altre regioni italiane e raramente c'è una situazione di divisione così spiccata come c'è qui. Adesso non è per mettere, come dire, per prendersi dei meriti, ma è la condizione essenziale per poter arrivare, come dicevi tu, a una pianificazione, gestione e governo del territorio adeguato, se non c'è una condivisione di obiettivi, ma anche di metodi. Molto interessante quello che tu hai detto adesso, lo sfrutto, no, con l'esempio di sotto il vestito niente, che dicevi, ecco, adesso dietro al vestito c'è di tutto. Prima parlavamo delle AI, no? Questo è il problema, è proprio questo, che sta aumentando a dismisura la platea di utilizzatori. Pensiamo a quante persone usano il software GIS semplicemente, no? Un numero enorme. E diminuiscono appunto le competenze. Quindi per rendere servizi adeguati di trasparenza, come richiamava appunto il dottor Moretto adesso, bisogna che ci sia dietro un lavoro di backstage molto importante, perché altrimenti non si riesce a tradurre la complessità, il rigore scientifico che richiamava sempre il dottor Moretto prima, in una informazione che deve essere quanto più possibile fruibile a tutti e condizione necessaria appunto per la pianificazione e le decisioni. Grazie ancora per tutti questi richiami. Ecco, tra l'altro una cosa l'avevo detta il 18 dicembre, hai fatto benissimo a ricordarla. La condivisione non è soltanto sui metodi di realizzazione, ad esempio, delle carte, ma tra l'altro questo appuntamento è stato pensato anche per quello, per far vedere come il territorio, il suolo, la copertura del suolo, il suolo nel senso stretto del termine, quindi quello che c'è sotto. Sono tutte modalità diverse, il consumo di suolo, il monitoraggio del consumo di suolo, sono modalità diverse di lettura del territorio, che non vanno confuse una con l'altra, ma vanno quanto più possibile armonizzate in un filone di ricerca e di conoscenza comune e condiviso. In questo quadro hai fatto benissimo a richiamare il coordinamento che c'è fra le infrastrutture dati, che è un coordinamento reale, cioè i dati dell'Agenzia regionale del Veneto, che sono realizzati e aggiornati costantemente dall'agenzia d'ARPA, confluiscono, vengono richiamati all'interno dell'infrastruttura dati territoriali della Regione del Veneto, quindi hanno una coerenza temporale costante, hanno un dominus, un titolare ben preciso anche per il repertorio nazionale dati territoriali, che è appunto ARPA, però sono fruibili e utilizzabili per gli scopi di pianificazione e quant'altro a cui fa riferimento. Come punto di riferimento c'è appunto l'infrastruttura dati territoriali. Vedo che stiamo preparando per l'intervento con un po' di ritardo, chiedo scusa all'amico Diego Tucco, per titolare dell'impresa TGIS SRL, che ci illustra una seconda parte dopo quella di T-Next tecnica sulla realizzazione e le caratteristiche della nuova banca dati
della copertura del suolo della Regione Veneto. Prego, Diego. Allora, adesso, scusa. Allora, visto che abbiamo dei problemi tecnici come al solito, spero ci sia qualche collega della direzione ICT in ascolto perché il computer principale sta per riavviarsi. Allora, l'altra volta mi sono dovuto arrabbiare in maniera abbastanza fastidiosa anche per la digestione del fegato quando eravamo nell'altra sala perché le persone connesse da remoto non potevano collegarsi. Adesso dobbiamo interrompere e trovare una soluzione di fortuna perché una macchina deve riavviarsi. Ecco, mi auguro che il nuovo corso ci porti a soluzioni più efficienti perché altrimenti insomma rischiamo di dover tornare alla comunicazione scritta, penna su foglio, insomma, ecco. No, nell'ottica della trasparenza che diceva adesso il collega di ARPA, insomma non è il massimo. Comunque, nelle more di riuscire a risolvere questo problema, vi dico adesso le cose che avrei detto negli intervalli successivi. Innanzitutto, prima ho citato il contributo importante di altre strutture, ma è ovvio, a volte è così, si trascurano le persone alle quali si è più vicini. Il più grosso contributo viene dall'intera direzione di pianificazione territoriale e sentiremo poi interventi dei colleghi dell'urbanistica che sono presenti, quindi il direttore della urbanistica Laura Foscolo, ma anche poi abbiamo... Scusate, sono un po' infastidito da questo problema. Abbiamo l'architetto Maria Leonardi, sempre del lavoro urbanistico, e poi sentiremo anche il dottor Buonardo per la pianificazione territoriale. Ecco perché dico questo, perché in totale condivisione con gli orientamenti strategici individuati dall'architetto Solavina Assist, che è direttore della direzione di pianificazione territoriale, si è sviluppato e continua a svilupparsi e svilupperà sempre di più una forte connessione e collaborazione fra le unità organizzative che stanno all'interno di questa direzione. Questo è fondamentale perché quello che ha detto adesso il dottor Moretto lo rivediamo anche all'interno proprio delle nostre stanze, cioè tutti sono chiamati magari a dover rispondere a esigenze e necessità, in questo caso molto importanti, di pianificazione che derivano anche dall'applicazione di norme comunitarie anche molto recenti, come si ricordava. E queste vanno in qualche modo declinate e messe a terra su base di informazioni e conoscenze che non possono che derivare da chi è in grado di farlo in maniera adeguata. Quindi ecco, il dialogo fra corridoi diversi, fra stanze diverse è, non dico parimenti importante, è quello con altre strutture della regione o con altre entità, ma addirittura più importante in molti casi, qualche volta purtroppo anche trascurato. Fortunatamente non è questo il caso. Aggiungo anche... Vedo delle ricariche in giro, dei buffer che girano, percentuali di aggiornamento, cose di questo tipo. E aggiungo anche un'altra cosa, ricordavo il contributo, che non è stato soltanto un contributo culturale, conoscitivo di altri settori della regione, ma anche sostanziale. La banca dati della copertura suolo aggiornata 21 e esclusivamente per la classe 1, 22, 23 è stata fatta con finanziamenti derivanti dai piani direttivi del PSR, quindi del programma di sviluppo rurale. E lo stesso sarà per l'aggiornamento che avvieremo a brevissimo, nei prossimi mesi, l'aggiornamento che sarà riferito all'annualità 2024, sempre dell'intera carta, quindi di tutte e 5 le classi in cui si suddivide il territorio. Questo è un aspetto di grande importanza perché come dire, certifica ecco, l'essenzialità, la necessità di questo tipo di informazione anche per chi si occupa di gestione del territorio, non soltanto sotto l'aspetto dell'urbanizzato, ma anche sotto tutti gli altri aspetti che sentiremo, il paesaggio e quant'altro, ma anche gli aspetti della gestione dei territori agricoli, dei territori forestali. Ecco, stiamo riuscendo a risolvere la questione, si sta riavviando anche questo. Che bello. Potrei raccontarvi qualcos'altro, ma insomma vorrei andare però le persone che sono collegate. Ecco, abbiamo in questo momento, vedo che abbiamo
299 persone collegate, che è un numero molto interessante, anche perché appunto alcune persone hanno già fruito di questo seminario il 18 dicembre, poi oggi ci sono altri eventi, non è normale che sia così, insomma c'è sempre un accavamento di situazioni, però 300 persone sono un numero che assolutamente ci conforta e mi pare molto interessante, soprattutto l'occasione nei mesi in cui noi abbiamo rilasciato questo dato. Tra l'altro approfitto per dire che la carta di copertura suolo è il dato che più utilizzato, cercato, scaricato, richiamato con servizi dall'infrastruttura dati territoriali. Questo perché ha la caratteristica di fornire informazioni utili per tutta una serie di documentazioni tecniche, di istruttorie tecniche, ma anche perché ha la caratteristica di avere un aggiornamento costante e uniforme su tutto il territorio veneto. E proprio perché questo dato è utilizzato da moltissimi utenti, si verificano a volte anche delle incomprensioni, cioè gli utenti magari non comprendono perfettamente qual è il contenuto di questo tipo di carta. Ecco, questa è una carta, una banca dati tematica, questo va ben capito. Adesso non vi voglio annoiare con queste distinzioni di carattere, diciamo, accademico in qualche modo. Esiste una carta di base che è quella che tutti conosciamo come CTR, che adesso nelle modalità, nelle versioni di database topografico, esistono poi tutta una serie di carte tematiche. Dico questo perché la carta tematica, come sentiremo appena possibile dall'intervento del Diego Trucco, è appunto, come diceva prima, un tematismo, quindi classifica la copertura del suolo sulla base di una convenzione. Questo significa che alcune superfici non vengono, c'è una superficie minima, c'è tutta una serie di caratteristiche che devono essere seguite per classificare il territorio. Non ci si può aspettare di trovare in una carta di questo tipo tutti gli oggetti di una determinata categoria. Faccio un esempio molto semplice, che forse verrà fatto anche dopo da Trucco, ma insomma non è un problema se ci ripetiamo. La Villa Veneta sono molti, sono più di 1000, adesso non ricordo, non vorrei dire macrobelleria, chiaramente è stata individuata quando la Villa Veneta identifica un luogo, una superficie adeguatamente visibile. Quando è immersa in un tessuto urbano, in questo tipo di carta è stata in qualche modo, come si può dire, incorporata, ecco, nel poligono che identifica quel tipo di classificazione urbana, urbanizzato denso oppure di altra situazione, quando si trova nei centri storici. Questo vale per tante altre possibili classificazioni. Ecco, poi faccio un richiamo, sempre anticipando un po' l'intervento di Trucco, che è quello al tema forestale. Anche lì guardo tra l'altro il collega Daniele Savio che è in sala, che ha molto lavorato e molto lavora su quei temi, anche mettendo in campo delle soluzioni innovative di elevato spessore scientifico. Le foreste hanno un comportamento diverso, ogni classe che noi vediamo nella carta di copertura del suolo ha tempi di aggiornamento e di modifica che sono diversi e quindi richiede tempi di aggiornamento diversi. Allora, il territorio urbanizzato, sappiamo tutti, grosso modo abbiamo tutta un'idea di quali sono i suoi tempi, no? Sono tempi che peraltro ARPA ci fornisce puntualmente in maniera molto adeguata, che sono quelli delle trasformazioni. Molte volte sono legate a trasformazioni di urbanizzazione, anche industriale, moltissime volte sono legate a trasformazioni dovute all'infrastrutturazione del territorio e quindi a tempi veloci ma localizzati a situazioni specifiche. La classe agricola ha invece dei tempi, adesso però il discorso lo finisco, se no sembra brutto. Ha dei tempi molto veloci, no? Sappiamo della difficoltà che i colleghi di Avepa hanno e che stanno anche loro mettendo in campo sistemi sempre migliori per avere un monitoraggio costante di un territorio che cambia costantemente, perché le colture vengono modificate in maniera molto, molto frequente. L'ambito forestale invece ha dei cambiamenti molto lenti, ecco, molto lenti però con caratteristiche molto peculiari, sia di tipologia di classificazione e con poi nel territorio veneto una situazione anomala, particolare, che è quella dei territori colpiti dalla tempesta Vaia e successivamente dal Bostrico, che ha un'estensione veramente notevole. Di tutti questi fattori, quindi i tempi diversi di aggiornamento, i fattori che concorrono alle modifiche, i fattori imprevisti, imprevedibili e drastici come appunto Vaia o il Bostrico, sono stati, oppure anche gli elementi normativi intercorsi, no? Come la necessità di individuare le aree per
come si dice, adatte oppure non adatte per l'infrastrutturazione, la messa in opera di impianti per energia rinnovabile. Ecco, tutto questo tipo di input è entrato anche in corso d'opera nella parte di realizzazione della carta di copertura. Lascio la parola, quindi finalmente, in modo da passare a qualcosa di meno noioso, a Diego Trucco per il suo intervento. Prego, Diego. Grazie Umberto, buongiorno a tutti. Io cercherò di parlare, di raccontare un po' come è stata fatta la metodologia applicata per l'aggiornamento al 2021 di questa carta, però mi interessava anche far capire la genesi di questa carta, nel senso stiamo parlando di una carta che è nata nel 2007, quindi, scusate che, ecco, come argomenti tratterò, farò una breve introduzione su che cosa è la carta di copertura del suolo, perché è importante la nuova edizione del 2021. Dal punto di vista degli aggiornamenti abbiamo fatto 3 anni, cioè tre date di aggiornamento, 2021, 22 e 23, quindi farò vedere alcuni esempi sulla metodologia applicata per questo aggiornamento e dopo vi dirò alcune criticità che sono state trovate durante il lavoro. Come introduzione, che cosa è la carta di copertura del suolo? Cioè, la carta di copertura del suolo è una carta tematica di sintesi che classifica la copertura fisica del territorio regionale. Diciamo che la direttiva 2007/2 con il termine di copertura del suolo definisce la copertura fisica e biologica della superficie terrestre, comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree seminaturali, le zone umide e i corpi idrici. Queste sono praticamente le classi, le 5 macroclassi sulla quale è divisa la carta di copertura del suolo. Okay? Che cosa è? È uno strumento fondamentale per la pianificazione territoriale, fornisce un quadro omogeneo della copertura del suolo dell'intero territorio regionale, è una carta che dal 2007 diciamo, copre il 100% del territorio regionale, è utile per l'analisi e le valutazioni di scala regionale e locale e fortunatamente è un dato che viene aggiornato regolarmente su base di nuove ortofoto e anche su dati satellitari. Ultimamente sono stati fatti alcuni aggiornamenti utilizzando questi dati. Le caratteristiche principali della carta di copertura del suolo. Dal punto di vista delle specifiche, la carta di copertura del suolo è fatta una scala nominale 1/10.000. Okay? Ha una struttura, una classificazione gerarchica multilivello che rispetta fino al terzo livello rispetta i codici presenti nel progetto con il land cover. Okay? Come dicevo prima, sono 5 classi principali: la classe 1, territori modellati artificialmente, la classe 2, territori agricoli, classe 3, territori boscate e aree seminaturali, classe 4, ambienti umidi e classe 5, ambiente delle acque. Perché è importante la nuova versione della carta di copertura del suolo, quindi l'aggiornamento del 2021? Sicuramente perché dal 2007 è il primo aggiornamento integrale di tutte le classi. Fino all'ultimo aggiornamento, che è stato nel 2020, si aggiornava soltanto la classe urbana. Okay? Perché si approfondisce nuovamente al quinto livello la classe 2. Questo era un livello che inizialmente nel 2007 si era approfondito, dopo una questione anche di semplicità, perché diciamo che si erano aggiunti parecchi codici al quinto livello, è stato deciso di semplificare. Perché, come diceva Umberto prima, si inseriscono alcune informazioni aggiuntive nella classe 3. Perché alcuni elementi del territorio precedentemente rappresentati come informazione aggiuntiva all'interno di una classe adesso hanno una classe di appartenenza, ad esempio i pannelli fotovoltaici. Perché le specifiche tecniche di contenuto sono state definite utilizzando strumenti GeoUML, come diceva Umberto prima. E perché, e che questa cosa è molto importante, viene ridotta l'unità minima cartografabile
il quale consente, diciamo, di aumentare il livello di dettaglio della carta, okay? Che nonostante mantenga una scala nominale al 10.000, si riescono a rappresentare oggetti che sarebbero di una classe al 5.000. Adesso partiamo con l'aggiornamento. Diciamo che i dati utilizzati, la cartografia di base utilizzata per questo aggiornamento è stata l'ortofoto AGEA 2021, con una risoluzione spaziale di 20 centimetri. Oltre al riferimento raster, diciamo, a supporto della fotointerpretazione sono state utilizzate alcune classi che sono già presenti nell'IDT, ad esempio edifici scolastici, ville venete, ospedali, e anche da fonti open source, ad esempio dell'OpenStreetMap. Okay? Questo, come dicevo prima, è stato fatto anche, sono stati fatti anche gli elenchi di alcune classi particolari. In questo caso qua vedete, siamo andati a cercare tutti i parchi acquatici, tutti gli acquari, i parchi avventura, i campi da golf, e quindi sono stati inseriti e integrati, diciamo, nella carta di copertura del suolo. Adesso partiamo direttamente con l'aggiornamento. Io ho deciso di dividere, dal momento che la carta, diciamo, le 5 macroclassi hanno avuto nel 2007 una genesi diversa, ho deciso di spiegare la metodologia utilizzata per ognuna di queste classi, cercando anche di darvi un'idea di come è nata la classe nel 2007 e come siamo arrivati al 2021. Partiamo dalla più semplice, che è la classe 5, che è l'ambiente delle acque. Questa, diciamo, che è una classe che nel 2007, il primo impianto, la geometria e il tematismo derivava sempre dall'interpretazione dell'ortofoto. CGR al 2007, in quell'epoca, una risoluzione di 50 cm. Negli aggiornamenti successivi, 2012, 15, 18 e 20, non c'è stato fatto nessun aggiornamento su questa classe. Nel 2021, tramite fotointerpretazione, è stata aggiornata, quindi adesso la classe 5 è aggiornata. Qua vedete un esempio di una serie di poligoni sempre della classe 5 con la geometria della carta precedente, della data precedente al 2021. Qua vedete come è stata sistemata con la geometria del 2021. Questo è un confronto tra le due geometrie. La classe 4, l'ambiente umido, ha seguito lo stesso percorso praticamente della classe 5. Qua vedete dei poligoni una geometria vecchia, diciamo. Questi sono il 2021, questo è un confronto tra 2020 e 2021. La classe 3, i territori boscate e le aree seminaturali. Come primo impianto, diciamo che la geometria derivava da fotointerpretazione dell'ortofoto del 2007. Il tematismo era basato sulla carta forestale regionale, dove la categoria forestale era stata inserita nel 4° livello e la tipologia forestale al 5° livello del core inland cover, quindi dell'approfondimento della carta. Anche per questa classe 12, 15, 18 e 20 non ha subito nessun aggiornamento. Nel 2021 è stata aggiornata la geometria tramite ortofoto e inserite, appunto come diceva Umberto, le informazioni relative alla tempesta Vaia, alle aree infestate da bostrico e alle aree colpite da incendio. Questo è un esempio della geometria del 2020. Questo è un esempio della geometria aggiornata. Qua vedete, diciamo, i cambiamenti che ci sono stati. Confronto. Relativamente alle 3 informazioni che sono state aggiunte, diciamo che sono state individuate le aree colpite da Vaia. È stato aggiunto un campo che si chiama Specific, dove queste zone sono state identificate con il codice 01. Lo stesso per il bostrico.
in questo caso il campo sempre specific, il codice è 02, quindi tutti i poligoni di bosco che hanno il campo specific 02 sono aree colpite da bostrico. Ho capito. L'ultima delle 3 informazioni ancillari che è stata inserita in questa carta sono le aree colpite da incendio. Per questi poligoni sono stati considerati solo gli incendi avvenuti nei 3 anni precedenti alla data del volo. In questo caso il campo specific ha il codice 03. Per quanto riguarda la classe 2, i territori agricoli, queste insieme alla classe 1 diciamo che sono le 2 classi che più aggiornamenti hanno avuto nel tempo. Sono quelle che hanno, diciamo hanno più cambiamenti. Diciamo che il primo impianto del 2007, la geometria sempre derivava dall'ortofoto del 2007, e in quella data il tematismo era stato preso dalla spazializzazione delle dichiarazioni catastali di AVEPA. Okay? Nel 2012, come ho detto all'inizio, è stata semplificata, quindi si è passato da tutta la classificazione AVEPA che era nel 5° livello, si è passato direttamente al 3° livello, si è semplificato. 2015, 18 e 20 non c'è stato fatto nessun aggiornamento. Nel 2021 la geometria sempre è stata derivata da fotointerpretazione, le colture primaverili, estive, autunno-invernali sono state classificate automaticamente da satellite, utilizzando satellite Sentinel. Il resto delle sottoclassi, colture arboree, vivai, eccetera, da confronto con le particelle di riferimento di AVEPA, NPR. Qua vedete i vigneti che c'erano nel 2020. Tenete presente che questa classe non era stata aggiornata dal 2007, quindi questi sono i vigneti del 2020, questi sono i vigneti ottenuti attraverso la classificazione utilizzando le particelle di AVEPA. Come vedete è cambiato il territorio tantissimo. L'ultima classe, che è la classe 1, questa diciamo è la classe sulla quale si è sempre lavorato, quella che è stata sempre aggiornata in tutte le versioni. Il primo impianto, i poligoni derivavano dal progetto GSE Land Urban Atlas. La geometria in questo caso è stata sempre ottenuta da questi poligoni, quindi la geometria veniva da un satellite spot a 10 metri multispettrale, 2,5 metri pancromatico, utilizzando anche altri dati ancillari, ad esempio il grafo del teleatlas, CTR, eccetera. Il tematismo in quel caso era stato classificato tramite procedure di classificazione object oriented. Okay, quindi nel 2012, 15, 18 e 20 la classe è stata aggiornata esclusivamente nelle aree interessate da modifiche. Nelle restanti zone la geometria è rimasta invariata. Ok, quindi noi ci siamo portati fino al 2021 la geometria del 2007 classificata fatta con le immagini spot 10 e 2,5 metri. Nel 2012 la rete stradale del GSLAN, quella che derivava dal GSLAN, è stata sostituita dalle aree stradali derivate dai DVT regionali. Come vedete in questa immagine, la geometria che derivava dalle immagini spot aveva qualche problema, nel senso soprattutto legati alla risoluzione spaziale. Cioè da 10 metri della spot si passa ai 20 centimetri di un ortofoto. Qua vedete evidenziato in giallo alcuni problemi geometrici. Questi sono stati risolti, è stata diciamo seguita tutta la banca dati e controllati tutti i poligoni di urbanizzato. Questa è la differenza tra la geometria del 2020, cioè quella derivata dal 2007 e in nero quella nuova del 2021. Oltre
alla sistemazione, diciamo, geometrica della classe 1 e utilizzando i dati ancillari disponibili sono state riviste alcune classi particolari, ad esempio le ville venete, le scuole, impianti fotovoltaici. Un'altra cosa è che la riduzione dell'unità minima cartografabile, che prima era di 1500 metri, no, di 2500 metri, scusate, adesso è passata a 1500 metri, ha permesso di includere alcuni poligoni, cioè alcune classi, alcuni elementi delle classi che prima non rientravano per una questione di superficie. Ad esempio, per le ville venete sono state inserite più di 300 record nuovi che prima avevano una superficie inferiore a 2500 metri. Particolare attenzione è stata messa anche sull'aggiornamento di queste tre classi, i cantieri, i suoli rimaneggiati e le aree in trasformazione, che sono caratterizzate da una grande dinamicità e non sempre sono distinguibili tra di loro. Quindi è stata fatta una revisione completa di queste tre classi. Oltre ai controlli di qualità eseguiti durante tutte le fasi, sia geometriche che topologici, sia a livello tematico, al termine del processo di aggiornamento è stata calcolata una matrice di transizione tematica, diciamo, per individuare cambiamenti inattesi o anomalie di classificazione. Ovviamente tutto quello che è emerso è stato sistemato, corretto o controllato almeno. Finita la fase dell'aggiornamento al 2021 e utilizzando dati satellitari triplesat con una risoluzione spaziale a 1,5 metri, sono stati aggiornati le classi dell'urbano utilizzando due date, il 2022 e il 2023. Qua vedete la pedemontana nel 2022 che era ancora cantiere, nel 2023 è stata ultimata. Anche qua, soprattutto per questo aggiornamento, quindi 2021, 2022, 2023, sono stati ancora rivisti tutte e tre le classi cantieri, aree in trasformazione, suoli rimaneggiati. Qua vedete nel 2021 un terreno praticamente agricolo, 2022 un cantiere, 2023 un nuovo capannone. Per darvi un'idea del lavoro che è stato fatto, diciamo che l'aggiornamento del 2021 ha comportato l'inserimento e la modifica di circa 280.000 segmenti, per una lunghezza complessiva, diciamo, di questi segmenti di circa 48.000 km per tutto il territorio del Veneto. Oltre alla parte geometrica, diciamo che anche dal punto di vista tematico sono stati controllati circa 9.500 record presenti nei dati ancillari e questi sono stati controllati uno a uno praticamente. Anche qua per la parte seminativi circa 1.300.000 particelle di riferimento a VEPA, ovviamente questo tramite procedure anche semiautomatiche sono state utilizzate per fare un confronto tra la classificazione, tra la classificazione della CCS e l'effettiva presenza o meno di vigneti o frutteti. Alcune criticità riscontrate durante questo lavoro di aggiornamento, nonostante il significativo miglioramento qualitativo apportato al contenuto della carte, permangono alcune criticità riconducibili principalmente all'aspetto tematico di specifiche classi. In particolare per la classe 1, le aree antropizzate e per la sottoclasse del tessuto urbano si riscontrano alcune problematiche nella classificazione dei poligoni legate alla mancanza dei criteri quantitativi univoci, quale soglia di densità, distanza e continuità edilizia. Un'ulteriore criticità interessa la classe 3, le aree boscate, per la quale la corretta delimitazione del bosco risulta complessa, in particolare nel garantire il pieno rispetto della definizione di bosco prevista dalla normativa regionale. Questa è un'altra criticità un po' tecnica, però in alcune aree, facendo l'aggiornamento 2022-2023,
si è riscontrato uno sfasamento geometrico tra le ortofoto e le immagini satellitari di circa, che potevano arrivare anche a 3, 4, 5 metri. Come conclusione, diciamo che la carta di copertura del suolo non può considerarsi un prodotto concluso, ma un sistema informativo in continua evoluzione. Il lavoro svolto finora ha consentito un significativo miglioramento della qualità geometrica e tematica, portando la carta a un livello di affidabilità elevato e coerente a scala regionale. Però diciamo che fino adesso è stata realizzata la parte più consistente dell'attività di revisione e aggiornamento, che pone solide basi metodologiche e operative. La fase successiva, più complessa e delicata, riguarda ora il raffinamento puntuale della classificazione, per il quale il contributo delle amministrazioni locali può risultare determinanti grazie alla loro conoscenza diretta del territorio. Grazie per l'attenzione. Grazie Diego, è stato interessante anche perché l'aveva già visto, ma no, a parte gli scherzi, molto, molto interessante, e ho diversi spunti mi hai dato, non voglio rubare adesso troppo tempo perché sono un po' in ritardo, però al di là dell'averci illustrato le diverse tipologie di classi, le modifiche che intervengono, il tipo di lavoro che avete, le modifiche che intervengono nel territorio, ma anche il tipo di lavoro che avete fatto, del quale insomma la cosa più notevole è a parte la metodologia utilizzata, ma la vastità, no? la quantità di lavoro. Parlavi di 280.000 segmenti, insomma sono numeri importanti. Anche gli esempi che Diego ci ha fatto vedere sono esempi assolutamente come dire, casuali, ecco, cioè tutto il territorio è stato sostanzialmente interessato da questo tipo di revisione. Abbiamo visto, mi ricordo, quello sugli spazi urbani, no? L'adeguamento rispetto alla risoluzione satellitare con la risoluzione invece molto spinta delle ortofoto, ma pensiamo anche agli altri esempi che ci hai mostrato, quindi alla parte forestale, dove sono intervenute moltissime modifiche, non di classificazione, proprio per le ragioni che dicevamo prima sulla lentezza di evoluzione del bosco, ma piuttosto, a parte varie bostriche, ma piuttosto modifiche invece di perimetri di area. Ecco. Però al di là di questi aspetti puntuali, la cosa che più colgo dal tuo intervento, e vorrei anche riproporre rapidamente, la necessità di mettere assieme dati diversi. A posto fatto che sono dati che comunque sono sistemi in continua evoluzione, hai fatto bene a dirlo nell'ultima slide, ma parimenti importante è il fatto che tu hai più volte richiamato che sono dati pescati da più parti, ma non nel senso, cioè, voglio dire, non pescati, non è che come un maiale che non si butta via niente, insomma qua si tratta di trovare delle modalità scientificamente coerenti, veramente efficaci, per poter fare un data fusion permanente. Adesso sembra un po' uno slogan e magari vuole anche esserlo, però arrivo subito agli esempi. Abbiamo usato foto, quindi con risoluzione a 20 cm, abbiamo usato immagini satellitari a risoluzioni diverse, no? 2,5 metri, 1,5 metri, 5 metri, 10 metri, 30 metri, tutti i vari tipi di immagini. I famosi dati accidari che tu hai citato, importantissimo, quindi mettere assieme i dati dove sono le scuole, perché c'è il database del Ministero, i dati delle ville venete, tutte queste cose qua. Ma i dati satellitari che stanno per arrivare, i vari tipi di dati della costellazione iride che si affiancherà a Copernicus, dei dati commerciali, i dati sulla parte agricola, lo dicevo già prima, di Avepa che sta lavorando fortemente con quella che chiamano carta del suolo, mi pare, Agea, e poi con il contributo del livello locale di sviluppo di Avepa con l'uso di mezzi satellitari. Ma non finisce qua, aumentano anche le fonti di dati che arrivano dal governo, pensiamo, non c'entra direttamente con la copertura del suolo, anzi c'entra con la copertura del suolo. Pensiamo al volo leader nazionale che è in corso, un progetto all'interno del sistema di idroggeno integrato finanziato PNRR, condotto dal Ministero dell'Ambiente, ci darà finalmente una situazione di modellazione altimetrica del territorio sul terreno, quindi TM, e sulla superficie, quindi DSM, coeva nello stesso momento per l'intero territorio nazionale e anche per il Veneto. Questo naturalmente è molto utile per gli studi forestali, per poter risolvere alcuni problemi che riguardano proprio quell'area di transizione che si fa fatica a classificare. Ecco. Quindi il vero sforzo in questo momento, più che la produzione del dato, che rimane un elemento importante, la produzione del dato di base, che come abbiamo già detto da 50 anni portiamo avanti, ma è la capacità di mettere assieme tutte queste fonti per produrre informazione in maniera adeguata e rigorosa e non, come dicevo prima, tirando su tutto quello che capita. Scusate questa digressione, ma mi sembrava importante a corollario, diciamo, a conclusione di quello che
ci ha illustrato molto bene l'amico Diego Trucco. Adesso lascio il posto al direttore Francesco Alberti e alla collega Laura Magnabosco per l'ultimo intervento di questa sessione che poi andrà a concludersi. Ecco, qui cominciamo a muoverci nello spazio delle applicazioni con una soluzione ambiziosa ma molto interessante. Ok, dai, possiamo partire. Buongiorno a tutti. Io intanto ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto. Partirei da un ragionamento. Quando qualche mese fa, all'inizio dell'autunno, il dottor Tribelloni e la direzione pianificazione territoriale ci hanno contattati, io sono il direttore dell'ufficio di statistica di Regione Veneto, e ci hanno proposto un progetto, una progettualità condivisa per azioni sinergiche tra dati geografici e statistici, sono rimasto davvero colpito e sorpreso, perché ho pensato subito alle potenzialità che può avere un tipo di attività di questa natura. Cosa si vuol fare sostanzialmente? Abbiamo cominciato a lavorare appunto da 3-4 mesi al tema. Vorremmo realizzare delle azioni congiunte tra dati geografici e dati statistici al fine di poter migliorare l'informazione nei processi interni di programmazione, pianificazione e monitoraggio del Veneto, ma io vedo anche delle potenzialità che vanno ben oltre, nel senso che dopo vedremo, molto probabilmente verrà costruito un portale accessibile a tutti gli stakeholder che ci sono nel territorio e anche fuori del territorio. Allora, come vogliamo operare? Come abbiamo già cominciato a operare? L'integrazione tra dati geografici che provengono insomma dall'infrastruttura dati territoriali IDT di Regione Veneto e dati statistici che provengono dal sistema statistico regionale. Vorremmo lavorare attraverso lo sviluppo di metodologie innovative favorite dai processi di digitalizzazione e interoperabilità dei dati. Sapete che il tema dell'interoperabilità è il tema dei temi, ormai almeno da tanto tempo si sta lavorando, passi avanti sono stati fatti e non da poco, insomma, però bisogna ancora procedere sulla questione. Interoperabilità vuol dire che tutti possono, i dati si parlano tra di loro sostanzialmente. Poi si vuole procedere attraverso la molteplicità di analisi combinate con dati cartografici / statistici ufficiali. Attenzione alla parola ufficiali perché è la parola proprio chiave di tutto il ragionamento. Questo serve per fotografare l'evoluzione dei fenomeni nel territorio. Quando parlo di ufficialità intendo questo: noi abbiamo una base normativa sia relativa alla direzione pianificazione territoriale, produce appunto i dati cartografici e gestisce l'infrastruttura dati territoriali. Si tratta della direttiva 2007/2 della Comunità Europea INSPIRE. Per nostro conto invece l'ufficio di statistica è un soggetto del sistema statistico nazionale SISTAN. Abbiamo due potenti basi, diciamo, legislative, un decreto legislativo il 322, ormai un po' datato perché è dell'89, e la nostra legge regionale, la legge 8 del 22. Quindi in strettissima interazione con Istat noi forniamo elementi e numeri di tipo ufficiale, certificato. Quindi. Allora, come obiettivi, cosa ci siamo detti? Noi intenderemo, ovviamente interagendo con i colleghi della pianificazione territoriale, incrementare la qualità informativa della carta di copertura del suolo regionale,
mettere in disponibilità database geografici con dati e indicatori di statistica ufficiale, fornire mappe comunali e subcomunali. Il livello è molto spinto quando parliamo di mappe subcomunali, quindi sarebbe un punto di forza non da poco. Inoltre si intenderebbe geolocalizzare gli archivi statistici che lo consentono. Anche per noi sarebbe un vantaggio per parte statistica, perché potremo mettere a disposizione, ripeto, di tutti quelli che sono interessati, e credetemi, sono parecchi, perché la statistica, come sapete, si occupa di tanti argomenti, tante materie diverse. Non è solo economia in senso stretto o demografia e sociale in senso stretto, ma ci sono un sterminio, ecco, di attività dove ci inseriamo, insomma, turismo, agricoltura, incidentalità stradale, mobilità, imprese, export, e potrei continuare ad andare avanti a citarli. Allora, i contributi che possiamo dare noi come ufficio di statistica. Uno studio sull'analisi delle fonti. Devono essere appunto le più puntuali e precise possibili. Fornire indicazioni metodologiche su come operare, scegliere dati i più aderenti e indicatori statistici i più efficaci, e infine dare una mano alla progettazione e strutturazione del geoportale. Questo è quello che ci siamo un pochino pensati di portare avanti. Gli obiettivi poi alla fine quali sono? No, adesso, allora, vi dico, il progetto è partito 3 mesi fa, diciamo. L'idea è questa: per quanto riguarda il 2026 vorremmo costruire un manuale metodologico che ci permetta appunto di operare, e da condividere ovviamente, e nel frattempo tentare di partire con le prime sperimentazioni di una certa significatività, in attesa di avere il portale disponibile sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione. Abbiamo già cominciato con alcune sperimentazioni. 2 cose, adesso la dottoressa Bosco ci fa vedere cosa abbiamo provato a fare in questi mesi. Abbiamo preso come tema il settore produttivo, cioè gli addetti del settore dell'industria in senso stretto, sulle aree industriali della carta dell'uso del suolo a livello comunale, quindi già abbastanza spinto. Inoltre abbiamo provato a fare delle considerazioni sulla popolazione e sulle superfici urbanizzate addirittura a livello subcomunale, quindi un ulteriore passaggio in termini di raffinatezza. Io passerei la parola a Laura, che ci dà si sente? un esempio, ecco, dell'attività. Ok, intanto ringrazio Francesco per la presentazione. Allora, io adesso vi parlerò invece degli esempi che sono stati fatti, questi primi esempi di incrocio di dati statistici con dati geografici. Allora, intanto vediamo prima di tutto la metodologia con cui sono stati fatti. È importante dire che è stata fatta una selezione dei dati statistici e dei corrispondenti livelli di carta di copertura suolo. È stato poi intersecato il dato di carta di copertura suolo sulla base statistica che abbiamo selezionato, quindi o il comune o la griglia 1 chilometro quadrato, e come si può vedere qua a sinistra si vede come la carta di copertura è stata intersecata con la griglia 1 chilometro. È stato poi rifatto il calcolo delle superfici dei livelli di carta di copertura suolo di interesse sulla base prescelta, e infine, unendo i dati statistici quelli di carta di copertura, è stata fatta la creazione di una mappa. Okay. Vediamo il primo esempio. Il primo esempio è sul settore produttivo. Noi avevamo dei dati statistici di Istat del 2022 relativo al numero di addetti impiegati in unità locali dell'industria in senso stretto e il numero di unità locali dell'industria in senso stretto. Però bisogna capire cosa vuol dire per gli statistici l'industria in senso stretto, perché e qui bisogna fare riferimento alle sezioni della classificazione Ateco del 2007. Che vede quindi, oltre alle attività manifatturiere, che uno si aspetta, anche l'estrazione di minerali da cave miniere, la fornitura di energia elettrica, gas, vapore, aria condizionata, la fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento.
Pertanto, che dati abbiamo preso dalla carta di copertura suolo? Abbiamo preso il livello delle aree destinate ad attività industriali e spazi annessi, ma anche gli impianti per la produzione di energie rinnovabili, le aree estrattive attive, le discariche e i depositi di cava, miniere, industrie e collettività pubbliche. Allora, col solo dato statistico si vede la prima mappa ed è data dalla densità comunale degli addetti impiegati nelle unità locali, scusate, dell'industria in senso stretto, quindi su base comunale. Come dato geografico abbiamo la distribuzione dei livelli di interesse, quelli selezionati, e poi abbiamo calcolato la percentuale delle aree comunali occupate dalle aree industriali. Mettendo assieme i dati abbiamo potuto fare una mappa legata alla densità nelle aree industriali comunali, cioè a quei livelli estratti, degli addetti impiegati nelle unità locali dell'industria in senso stretto, e come si vede cambiano la ripartizione dei comuni. Vi faccio vedere prima e dopo, ok? Potete notare in modo abbastanza evidente la perdita di posizioni di alcuni comuni come capoluoghi di provincia, Verona e Venezia, e la zona sud di Verona, che sono caratterizzate da ampie aree industriali, e invece l'aumento di densità dei comuni montani, che invece è determinato da una modesta presenza di aree industriali. Vi faccio rivedere proprio la differenza tra la prima e l'ultima e con quella che è appena stata fatta. Questo si lega anche alle cose che sappiamo dei settori industriali, cioè che alcune aree industriali nate presumibilmente durante il boom industriale con vaste superfici si stanno spopolando di industria o hanno risentito del processo di ristrutturazione della base imprenditoriale regionale, processo che sta generando una ricomposizione settoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una minore presenza dell'industria, soprattutto quella a basso contenuto tecnologico, a favore di un maggiore sviluppo dei servizi. Il secondo esempio invece è sulla popolazione e l'urbanizzato. Qui abbiamo utilizzato un dato statistico che è stata una elaborazione delle fonti Istat della popolazione legale del 2021 per griglia regolare a cella di 1 chilometro quadrato. E quindi la Istat ha preso la griglia europea rilasciata da Eurostat, i dati di censimento della popolazione 2021 e con la georeferenziazione degli indirizzi di residenza ha creato questa griglia. I vantaggi di utilizzare una griglia ai fini statistici: vabbè, facilità del confronto tra celle essendo tutti della stessa dimensione, la stabilità nel tempo della griglia stessa, integrazione dei dati all'interno della griglia che è molto agevole e il superamento delle suddivisioni amministrative. I dati contenuti nella tabella correlata alla griglia erano legati alla popolazione totale maschile e femminile, popolazione divisa per fasce, i nati in Italia, in Europa o extraeuropei, gli occupati e poi quelli che abitavano nella stessa dimora l'anno precedente o un'altra dimora. Si può vedere la tabella proprio. Invece il dato geografico, abbiamo utilizzato il livello 11 che è il tessuto urbano, però capiamo un attimo cos'è questo livello 11 e andiamo a un livello superiore. Come livello 1 abbiamo i territori modellati artificialmente, ok? All'interno del quale c'è sia questo tessuto urbano, che è quello evidenziato in rosso nella figura, sia quelli gialli che sono le aree industriali, commerciali, infrastrutturali, le zone estrattive, discariche, cantieri, aree in costruzione in attesa di destinazione d'uso e le aree verdi artificiali non agricole. Allora, quel dato di popolazione potevamo vedere la distribuzione della popolazione totale su griglia all'interno della regione del Veneto. Come dato geografico abbiamo sempre il livello 11, quindi la distribuzione, e poi la percentuale dell'urbanizzato all'interno della cella. E qua abbiamo fatto una classificazione con 4 classi, da minore di 25, tra 25 e 50, tra 50 e 75 e maggiori di 75. Il colore più evidente sempre è più aumenta l'urbanizzato. Ma la cosa interessante è quando uno inizia a vedere la tabella correlata a questi dati, no? Per cui si vede che oltre il 90% del territorio regionale ricade nella classe di bassa concentrazione del tessuto urbano, mentre solo l'1,4% riguarda contesti a medio-alta e alta urbanizzazione. Ma la popolazione come si distribuisce? Ben il 21% della popolazione si concentra nei contesti a medio-alta e alta urbanizzazione, che era quell'1,4% che abbiamo detto. Il 79% restante invece risiede in territori scarsamente urbanizzati. Allora, qui abbiamo quindi
creato la mappa mettendo quindi la popolazione, ma facendo vedere anche l'urbanizzato. Allora, il verde è per l'urbanizzato minore o uguale al 50% e il rosso è il maggiore del 50%. Poi l'intensità del colore è legato alla popolazione, più intenso più popolazione c'è. E cosa si vede? Il rosso scuro, che sarebbe quindi le aree a maggiore urbanizzazione con alta popolazione, si nota che spiccano le aree di Padova, l'area della terraferma di Venezia Treviso, che è quello zoom che abbiamo fatto a sinistra, mentre sappiamo che la maggior parte della popolazione vive invece nella zona centrale della regione in un contesto a bassa urbanizzazione. Questo è definito il fenomeno della città diffusa. Io ringrazio e qua abbiamo riportato invece il link al portale della carta di copertura suolo. Perfetto, molte grazie. È molto interessante anche questo intervento. E con questo chiudiamo la prima sessione e comunque proseguiamo subito con la seconda sessione, quindi chiamo sul palco Maurizio De Gennaro che modererà la prossima sessione. Buongiorno, grazie di nuovo un ringraziamento per l'invito di un'università, quello che era stato fatto molto felicemente al Palazzo dell'Amministrazione. Innanzitutto devo fare i complimenti alla struttura di Umberto Trivelloni e quella della Sabina Assist, perché avere ancora 300 persone collegate da remoto vuol dire che l'interesse verso questa materia è altissimo. E lo dico anche perché io sono presidente del Centro Regionale Studi Urbanistici e, come ha detto il dottor Moretti, all'inizio la pianificazione territoriale proprio è il terreno migliore perché esiste per l'applicazione di questo tipo di applicazioni. Ma siccome c'è qui anche il mio amico Marco Dorigo del Lavori Pubblici, non solo per i lavori pubblici ma anche per la difesa del suolo, questi dati qui, questi strati di informazioni sono fondamentali per la lettura e tutti gli strumenti di pianificazione. Faccio un intervento introduttivo. Faccio un intervento abbastanza... vabbè, chiedo scusa. Avevo detto semplicemente che faccio i complimenti alla struttura di Umberto Trivelloni per avere ancora 300 e passa persone che da remoto stanno vedendo questo collegamento e ho rinnovato il discorso che come Presidente del Centro Regionale Studi Urbanistici questi tipi di informazioni, questi tipi di convegno, ma soprattutto questi progetti, non ultimo quello presentato da Francesco e la Laura, sono importantissimi perché le strade di informazioni sono fondamentali perché, come ha detto il dottor Moretto, sono fondamentali per la pianificazione territoriale. Una brevissima introduzione, qui ci sono tre attori coprotagonisti che da anni, la Regione del Veneto, l'ARPAV e l'ISPRA, che da anni stanno lavorando su questo tipo di informazioni con l'intelligenza naturale. Le intelligenze naturali hanno prodotto da 20 anni e 25 anni a questa parte questi lavori, piano piano adattando, elaborando i dati e via dicendo. Non dimentichiamoci che l'intelligenza artificiale si alimenta delle nostre intelligenze artificiali. Come è stato detto precisamente dall'intervento di Simone e di Manuel, che via via che si interrogano i dati di questo nuovo AIGIS, si interrogano i dati, lei migliora, vuol dire che lei si alimenta delle nostre intelligenze artificiali. E io posso dire che la discriminante, l'importanza, la differenziazione, l'importanza di questi dati qui fa soltanto bene all'intelligenza artificiale, che bisogna usarla però con determinate caratteristiche. Questi tre attori coprotagonisti, ARPAV, Regione Veneto e ISPRA, lavorano e stanno dalle prime cartografie che del 2000 scalano 250.000, quando c'era una fortissima sintesi del territorio, però dava già un orientamento di come si potevano programmare poi gli atti amministrativi, si potevano dedurre qualcosa. L'attore principale è uno però, noi siamo tre protagonisti, l'attore principale è il suolo. Chiamo ancora Moretti, perché Moretti ha ribadito le cose giuste, il suolo con i suoi servizi ecosistemici, e questa parola ecosistemici non tanta gente li conosce, invece dovrebbe essere approfondito. E io devo dire che l'ARPA su questo non è indietro a nessuno, è maestra su questo tipo di attività. E io, essendo sono stato da questa parte qui,
posso dire che il suolo, nelle tue componenti, ce ne sono tantissime, però nella carta della copertura del suolo, nella carta dell'uso del suolo, nella carta del consumo di suolo, è sempre lui che deve essere letto, interpretato con correttezza, soprattutto con onestà intellettuale, per poi fare degli apparati normativi che l'architetto Salvino Sist si prende la briga di prendere, di portare a Palazzo Balbi per poi andare al Palazzo del Consiglio per essere nominati. E l'utilizzo della carta di copertura del suolo è stato fondamentale sulla determinazione delle due leggi regionali, la legge 14 del 2017, quella del contenimento del consumo di suolo, la legge 14 del 2019, quella sulla rigenerazione urbana Veneto 2050, e attualmente anche sotto i riflettori quando si sta facendo il piano paesaggistico regionale, perché tutti i vincoli dell'articolo 136 e le aree tutelate per legge dell'articolo 142 del codice del paesaggio sono assolutamente georiferiti, non possono essere che altro così, sulla carta tecnica regionale, che adesso ormai non si chiama più così, si chiama database, tutto quello che vuoi, ma è sempre la carta tecnica regionale. Non si può sbagliare di un centimetro, soprattutto su quelle determinate caratteristiche. Avevo detto, la cito di nuovo perché mi piace, ma poi chiudo subito, che oggi è proprio un esempio di carta di una tematizzazione, e citavo l'Achille Varzi, che è un professore, un docente di filosofia al Columbia University dell'Università di New York, che oltre ad essere un professore di filosofia, è un divulgatore, un studioso della filosofia applicata alla matematica, alle discipline scientifiche, che diceva nel suo articolo, le mappe, la guerra delle mappe si chiamava l'articolo, forse bisognerebbe farlo adesso, la mappa delle guerre, visto i tempi che siamo dentro, però l'articolo si chiamava la guerra delle mappe. Le mappe non fotografano il territorio, lo raccontano, non si può e non si deve raccontare tutto, si rappresentano solo le cose che servono e che interessano. Questo è esattamente uno specifico spaccato di quello che diceva il professore. Noi rappresentiamo la copertura del suolo, che non da confondersi con l'uso del suolo. Il programma adesso prevede 4, e proprio su questo specifico qui ci sarà alla fine di questa seconda sessione un video molto significativo, fatto bene dalla struttura, dalla direzione di pianificazione. Credo che il regista sia l'architetto molto capace, l'architetto Mattiuzzo, che proprio fa la differenziazione nella chiarezza del linguaggio fra copertura, uso e consumo di suolo. Sono 3 fratelli che viaggiano insieme con un attore unico che è il suolo. Gli interventi che adesso mi seguiranno, che ho l'onore di moderare, c'è uno dei 3 coprotagonisti, l'ARPAV, con Ialina Vinci, che parla proprio dei servizi ecosistemici a supporto della pianificazione. Buongiorno a tutti, sono Ialina Vinci dell'unità organizzativa qualità dei suoli di ARPAV e parlerò appunto di quello che sta sotto le suole, per riferirmi a quello che è stato detto dal nostro dirigente Moretto, e cioè quello che c'è sotto la copertura dei suoli. Cioè adesso stamattina abbiamo sentito parlare molto della copertura dei suoli, dell'uso del suolo, e noi invece ci occupiamo di quello che sta sotto. Quindi oggi parleremo delle banche dati che abbiamo nel tempo messo a punto e diciamo riempito di dati appunto nel corso di 30 anni, come è stato già ricordato. Qua mi piace ricordare il nostro inizio, che è stato a metà degli anni 90. Siamo partiti come laboratorio agrochimico, quindi laboratorio di analisi terreni, che però devo dire siamo partiti bene, perché avere un laboratorio a disposizione è una cosa fondamentale per avere diciamo, un'affidabilità dei risultati analitici, e soprattutto era un laboratorio particolare, in quanto è stato il primo laboratorio in Italia ad essere accreditato per i suoli, perché l'allora dottor Consalter, che dirigeva la struttura, era un convinto fautore del lavorare in qualità, come poi anche Paolo Giandon, che era il suo braccio destro.
Quindi con questa diciamo, facilitazione siamo partiti a fare cartografia dei suoli. Non siamo stati la prima regione in Italia a partire, c'era già l'esperienza più avanti di noi sicuramente dell'Emilia Romagna, della Lombardia, prima del Piemonte e poi della Lombardia. Però ci siamo dati da fare e nell'arco di questi 30 anni abbiamo raccolto moltissime informazioni che adesso vi farò vedere diciamo a grandi linee e vi spiegherò dove potete trovare le informazioni che vi possono servire. Dunque, il rilevamento è cominciato in pianura, che è sicuramente il territorio di maggiore interesse per quanto riguarda l'uso agricolo, con dei progetti inizialmente di zonazione viticola, successivamente con finanziamenti per il bacino scolante in Laguna di Venezia, e sono stati rilevati ampi territori. Da queste indagini, che sono state fatte sia per osservazioni speditive, quindi trivellate e profili con l'escavatore, sono stati ricavati dei modelli suolo-paesaggio, che sono quelli che poi ci guidano nell'interpretazione del territorio, della distribuzione dei suoli nel territorio e anche per la stesura delle carte. Abbiamo proseguito poi nel 2000 esattamente con il progetto Carta 250.000, un progetto nazionale che ha dato un grosso impulso con dei grossi finanziamenti del Ministero dell'Agricoltura e Foreste e che ci ha consentito di ampliare diciamo, le nostre indagini anche al territorio di montagna, dove siamo andati quindi a rilevare per aree campione e dove abbiamo quindi sviluppato anche lì altri modelli suolo-paesaggio. Tutte queste informazioni che sono state raccolte sia da noi in vari progetti, sia anche da altre da ditte esterne incaricate oppure anche da consorzi, per esempio cantine sociali, che hanno voluto fare degli studi. Noi abbiamo recuperato diciamo, tutte queste informazioni e in 30 anni di attività abbiamo raccolto queste 39.000 osservazioni, di cui circa 4.800 sono profili, all'interno di una banca dati. Nella banca dati ci sono attualmente anche dei campionamenti areali, perché quelli di cui parlavo precedentemente sono puntuali, campionamenti areali che vengono effettuati da una decina d'anni a questa parte per il monitoraggio vero e proprio. E nella banca dati ci sono circa 20.000 campioni analizzati, quindi le relative analisi, oltre a tutte le elaborazioni che noi facciamo su questi dati, quindi le unità tipologiche di suolo che ricaviamo da queste osservazioni che abbiamo visto e osservato nel territorio e le unità cartografiche che ci dicono come queste unità tipologiche si distribuiscono nel territorio. Oltre a ciò, i campioni analizzati dal nostro laboratorio sono anche conservati, sono circa 17.000 nella pedoteca che viene utilizzata per diversi scopi, per fare analisi anche successivamente e per scopi di ricerca. Nell'arco di questi 30 anni abbiamo fatto diverse pubblicazioni, le zonazioni di cui parlavo inizialmente, la carta dei suoli bacino scolante per arrivare alla carta al 250.000 di tutto il Veneto e poi le monografie dedicate alle carte provinciali. Siamo arrivati a buon punto, manca solo la carta di Verona che verrà ultimata quest'anno e verrà pubblicata presumibilmente l'anno prossimo, e la provincia di Belluno, che essendo in maggior parte montana per ora diciamo, non viene rilevata se non per la parte della Val Belluna. E tutte queste informazioni sono raccolte all'interno dei vari geoportali e diciamo la carta dei suoli del 250.000 consta di più di 200 unità cartografiche e 267 unità tipologiche di suolo e copre tutto il territorio regionale. La carta al 50.000, come dicevo, non è ancora ultimata, ma attualmente già ha più di 500 unità cartografiche e quasi 500 unità tipologiche di suolo, per far capire la complessità, la diversità delle due carte in base al dettaglio che ci forniscono. Si parlava prima dei servizi ecosistemici. Questo approccio dei servizi ecosistemici è un approccio relativamente recente, insomma, della fine degli anni 90.
si comincia a parlare del capitale naturale, cioè le risorse sono un capitale naturale e forniscono dei servizi che vengono chiamati per questo servizi ecosistemici. Il suolo è uno dei più importanti, è una delle più importanti risorse naturali, fornisce moltissimi servizi ecosistemici che sono esemplificati in questa ruota che mi piace molto e che è stata sviluppata dalla FAO, e dove sono elencati, sono suddivisi in genere in 4 tipologie, sono servizi di supporto, servizi di regolazione, di approvvigionamento e servizi culturali e recreativi. L'approccio quindi che considera questi servizi ecosistemici quando bisogna valutare per esempio degli interventi a livello di pianificazione è l'approccio che viene utilizzato ormai sempre in tutte le valutazioni che abbiamo, le valutazioni di impatto ambientale. Ci sono però, siccome non c'è una metodologia unica, ogni studio presenta una metodologia a sé. Questo che vi porto invece è una pubblicazione fatta per l'Emilia Romagna, da 2 ricercatori e un funzionario della regione Emilia Romagna, e riporta proprio una proposta che noi vorremmo adottare anche per il Veneto, che riguarda delle carte che vengono sviluppate per tutta la regione con pixel a 100 metri e su varie funzioni del suolo e per valutare queste funzioni vengono utilizzati degli indicatori. Qua sono riportati i più importanti e anche le caratteristiche, i dati di input che vengono utilizzati per valutare questi indicatori. Questo fornirebbe un supporto sia alle amministrazioni che ai professionisti che devono poi valutare i servizi ecosistemici nel momento in cui bisogna pianificare un'opera. Allora, qui vi faccio vedere l'accesso che si può avere a questi dati. Allora, si può accedere al nostro geoportale ARPA Veneto che si chiama Gaia, sia direttamente dal motore di ricerca, sia a sinistra dal nostro sito, andando sul tema ambientale suolo. Come vediamo nella figura di destra, come tematica suolo, perché chiaramente il geoportale dell'ARPA riporta tutti i temi che possono essere l'aria, l'acqua e altre tematiche, e sul suolo abbiamo 72 prodotti caricati. Prodotti si intende che possono essere layer, cioè singoli strati, quindi cartografie singole, e che sono anche scaricabili, sono in formato shape o raster, e le mappe che non sono altro che più layer insieme, e altri prodotti che sono o le leggende o monografie che spiegano la metodologia che è stata utilizzata per sviluppare la mappa, la carta. A specchio, tutto ciò che è disponibile sul nostro geoportale è anche riportato sul portale del Veneto, che è stato citato prima, il famoso IDT2, come temi scaricabili. Nel nostro geoportale però in più c'è un'applicazione che per quanto riguarda le carte dei suoli consente un'interrogazione, per quello noi abbiamo chiamato queste carte dei suoli interattive. Cliccando, cioè entrando all'interno del geoportale e andando su visualizza mappa è possibile visualizzare, ci sono 2 carte interattive in realtà, una è sempre la carta dei suoli al 50.000, una al 250.000, quindi minor dettaglio però copertura regionale, o maggior dettaglio ma copertura parziale. Ambedue le carte sono interattive, quindi entrando all'interno della carta, cliccando sulla zona che ci interessa, è possibile aprire si apre un pop-up, una finestra in cui c'è una descrizione generica del paesaggio, una foto e una descrizione generica dell'ambiente. Andando a cliccare sul nome dell'unità cartografica, la sigla in blu, è possibile aprire una scheda in PDF che è scaricabile, visualizzabile, in cui c'è la descrizione dell'unità cartografica e una descrizione sintetica dei suoli. Andando a cliccare sulla sigla dei suoli, in questo caso in questa unità cartografica sono presenti 2 suoli, cliccando sulle sigle dei suoli possiamo ottenere la descrizione anche dei suoli con anche i dati analitici e tutta la descrizione del sito e la classificazione.
Sul geoportale però ci sono anche altre carte che sono derivate dalle carte dei suoli, che sono molteplici. Qui per esempio c'è la carta della tessitura e dello scheletro, sempre le due scale 50.000 e 250.000, sempre interrogabili, però diciamo in maniera più semplice, in quanto l'interrogazione interroga solo il contenuto dello shapefile, non c'è un'applicazione specifica. Ci sono diverse carte, le carte della capacità d'uso, la tessitura, abbiamo detto, il contenuto carbonio organico, la riserva idrica, eccetera. Insomma, ce ne sono molteplici. Andando a vedere un'altra carta molto utilizzata, la carta dei valori di fondo dei metalli, questa riporta al suo interno, in base appunto a tutte le informazioni che abbiamo raccolto in questi anni, il contenuto del valore di fondo, che non è altro che una elaborazione statistica che è stata fatta sulla base dei percentili di distribuzione dei vari metalli. E sono più di 10 metalli che sono presenti all'interno di questa carta. Tutte queste informazioni sono raccolte anche nella monografia relativa, la cui ultima pubblicazione è del 2019. Sempre tutte le pubblicazioni sono anch'esse scaricabili come PDF dal nostro sito. Poi c'è la carta della riserva idrica, anche questa molto utilizzata, che sarebbe la differenza del contenuto idrico del suolo tra la capacità di campo e il punto di appassimento, ed è molto importante per alcune elaborazioni di tipo idrologico. Relativamente all'elaborazione di questa carta c'è una monografia che ne spiega appunto la metodologia. Per elaborare queste carte sono state sviluppate anche delle pedofunzioni di trasferimento, che sono delle funzioni che consentono da parametri rilevati rutinariamente come la tessitura e il carbonio organico di derivare parametri molto difficili da misurare come la riserva idrica, oppure anche la K-satura, cioè la permeabilità del suolo. Questa appunto è la carta della permeabilità e la carta del gruppo idrologico secondo una metodologia americana USDA, che sono sempre molto utilizzate come dati di input in molti modelli idrologici. Altra carta che viene utilizzata e poi è stata citata anche nella normativa per la determinazione delle aree su cui possono essere installati degli impianti per le energie alternative è la carta della capacità d'uso, anch'essa elaborata secondo la metodologia americana della Land Capability Classification, che divide il territorio in 7 classi, che sono le classi diciamo di attitudine di capacità d'uso per l'uso agricolo e forestale. La prima classe diciamo, sono i suoli con nessuna limitazione o poche limitazioni e così via, fino ad arrivare alla settima, che sono classi diciamo, di suolo che possono essere utilizzate solo per scopo forestale o di pascolo. Si possono poi nel geoportale sovrapporre anche diversi temi, per esempio qui il consumo di suolo sopra la carta della capacità d'uso dei suoli per valutare l'impatto che può avere su che classe, diciamo un intervento su che classe di capacità d'uso viene collocato. Quest'altro è un esempio fatto sempre con uno strumento che c'è a disposizione sul geoportale che misura praticamente le aree, ci consente di misurare per esempio l'area di un intervento e vedendo la capacità di acqua disponibile sulla cartografia sottostante possiamo valutare anche i metri cubi di acqua che impermeabilizzando quest'area verrebbero sottratti al suolo, quindi alla possibilità di essere immagazzinati nel suolo. In questo caso in un'area di 46.000 metri quadri, in un'area caratterizzata da una VC, quindi una riserva idrica di 250 mm, il totale sarebbe 1.150 metri cubi. Questo approccio è stato utilizzato anche per sviluppare una carta che abbiamo fatto in collaborazione con ISPRA su tutta la pianura padana e che ci dice che dal 2012 al 2020 per il consumo di suolo sono andati persi 8,8 milioni di metri cubi di acqua che potevano essere immagazzinati nel suolo a ritmo medio di 1,1 milione di metro cubo all'anno. Questo dovuto al consumo che purtroppo c'è stato in questi anni. Un'altra carta che c'è a disposizione sul sito è la carta del carbonio, contenuto di carbonio nei suoli, che
è sviluppata come derivata dalla carta dei suoli, quindi diciamo che ha un valore medio per l'unità cartografica della carta di cui parlavamo prima, e che in futuro svilupperemo invece diciamo a livello più dettagliato con dei pixel a 100 metri, come vediamo in questo esempio, che invece è uno stralcio della carta dell'Emilia Romagna, che loro, diciamo, essendo partiti in anticipo rispetto a noi di 10 anni circa, sono chiaramente più avanti. Comunque ci arriveremo anche noi, credo, spero entro la fine dell'anno, ad avere un'informazione più dettagliata. Questa informazione dettagliata viene creata attraverso una tecnica che si chiama Digital Cell Mapping, che sfruttando, diciamo, quelli che sono le funzioni che esemplificano la pedogenesi, quindi la formazione del suolo, che sono qui riportati, utilizzando quindi le informazioni che abbiamo sviluppato, come diceva l'ingegner De Gennaro, con intelligenza naturale e non artificiale, quindi con l'interpretazione del territorio e di tutti i fattori, la morfologia, la geologia. Abbiamo sviluppato dei modelli che ci dicono che tipi di suoli ci sono a seconda dei fattori di formazione. Tutte queste informazioni sono conservate in alcune carte. Queste carte vengono utilizzate per sviluppare attraverso questa, allora, diciamo precedentemente all'intelligenza artificiale con l'intelligenza umana, per sviluppare le carte convenzionali che avete visto. E adesso col Digital Cell Mapping si arriva invece ad avere delle carte che sia con le carte che abbiamo, diciamo, sviluppato con l'intelligenza nostra, perché anche queste entrano all'interno del modello, ma con l'ausilio del machine learning, degli algoritmi, diciamo, che derivano dal machine learning, si sfrutta al meglio, diciamo, tutta l'informazione che è a disposizione per avere delle mappe che ci predicono la distribuzione dei vari parametri del suolo nel territorio a un livello molto maggiore di dettaglio. E con questo io concludo e mi piace solo ricordare che al convegno che c'è stato un paio d'anni fa a Firenze, la Regione Veneto è risultata essere la regione che dava la maggior percentuale di informazioni sugli indicatori sul suolo a disposizione sul suo geoportale. Grazie alla dottoressa Vinci per la sua analisi. A proposito di intelligenza, devo chiedere scusa al dottor Moretto, perché la mia intelligenza naturale l'ho sempre declinata al plurale Moretti, invece è Carlo Moretto, e questi sono i limiti dell'intelligenza. Ha rappresentato il ruolo insostituibile di ARPAF su questa specifica tematica. Noi ci siamo sempre avvalsi e ce ne avvaleremo sempre, e soprattutto ha declinato, io ho detto 3: copertura del suolo, uso del suolo, il contenimento e consumo di suolo e copertura, ma invece lei ha visto esattamente, ha sfogliato un menù di cartografie tematiche in base ai vari inquinanti, ma soprattutto la funzione, l'importanza, non tutti la conoscono, dell'importanza dei servizi ecosistemici e soprattutto della perdita dei servizi ecosistemici che si hanno con il consumo di suolo in maniera inappropriata, anche se normato. La parola adesso sempre in ARPA per l'altro coprotagonista, Andrea Dalla Rosa, non sbagliamo più i cognomi, il monitoraggio del consumo di suolo della Regione del Veneto. Perfetto, grazie della presentazione e buongiorno a tutti. Lancio la mia presentazione. Ok, lo metto in modalità presentazione, sì. Appunto parto da questa immagine soltanto per dire che appunto adesso stiamo parlando di consumo di suolo, ma spesso trascuriamo il fatto che il suolo lo consumiamo in varie modalità, non soltanto impermeabilizzandolo e quindi asportando completamente il suolo e perdendo tutte le funzioni che questo riesce a sostenere, ma anche attraverso i vari processi di degradazione che agiscono sul suolo e che in varie forme riescono ad andare a deprimere, insomma, o a limitare le potenzialità che il suolo sostiene attraverso attraverso tutte le reazioni che permette e che vanno poi a rappresentare i servizi ecosistemici che noi abbiamo appena visto.
Non per niente la direttiva recente, che è stata richiamata anche in precedenza dello scorso anno, sul monitoraggio e la resilienza del suolo, va a indagare un po' tutti questi aspetti, ma per quanto riguarda il consumo di suolo, uno dei pilastri della direttiva va proprio a richiamare la metodologia che già da anni l'Italia, attraverso il coordinamento di ISPRA e la rete delle agenzie del Sistema Nazionale delle Agenzie di Protezione Ambientale, porta avanti con il suo monitoraggio annuale, che per il Veneto appunto viene realizzato da ARPAV. Il monitoraggio annuale del consumo di suolo, la metodica che sostiene questo monitoraggio fa sì che si parta ogni anno dal raster del consumo realizzato nell'anno precedente e attraverso una fotointerpretazione viene determinato il consumo che è avvenuto nell'arco dell'ultimo anno. Per far questo ci si avvale di alcuni strumenti che vengono messi a disposizione attraverso l'elaborazione anche delle immagini satellitari, che permettono di realizzare delle maschere, diciamo, predittive o quantomeno che guidano la fotointerpretazione e sfruttando appunto vari sistemi proprio di immagini, sia le immagini multispettrali che vengono elaborate andando ad analizzare l'andamento dell'indice vegetazionale, che è uno degli indici che maggiormente vengono sfruttati e che nell'ambito anche dell'elaborazione delle varie mappe cartografiche che hanno attinenza con la copertura del suolo. E comunque l'andamento di questo indice vegetazionale permette di determinare una maschera predittiva su cui andare poi a identificare il reale consumo. Un'altra maschera viene realizzata invece sfruttando le immagini radar e quindi andando a valutare quella che può essere la differenza di quota che si viene a determinare nei passaggi successivi del satellite sullo stesso punto del territorio. A queste maschere che appunto guidano la fotointerpretazione si aggiungono altri dati diciamo ancillari, altre informazioni di base che aiutano e sostengono e affinano un po' questa indagine, e tra queste mi piace citare un'altra banca dati che in qualche maniera ARPAV gestisce, che è quella che riguarda la gestione delle dichiarazioni in ambito di gestione delle terre rocce da scavo. Da vari anni come la nostra struttura ha implementato questo portale, questo applicativo, che permette a tutti gli utenti che si interfacciano con la normativa relativa alla gestione delle terre rocce da scavo, e permette una più facile gestione delle dichiarazioni che devono venire redatte preventivamente all'azione di scavo, ma permette anche alle amministrazioni, a noi per primi che dobbiamo anche fare un lavoro di controllo di queste dichiarazioni, di archiviarle, di gestirle, di avere sotto mano un quadro conoscitivo completo e nell'ambito del monitoraggio del consumo permette anche di avere un elemento incrementale come dire, di spia del territorio. Questa è una rassegna veloce delle immagini, un esempio che insomma potremmo seguire per arrivare alla determinazione di tutti gli elementi del territorio che noi andiamo poi a descrivere come nuovo consumo, e partendo appunto dalle prime immagini in alto, che è il raster del consumo dell'anno precedente, la seconda a scalare incrementa con l'effetto della maschera predittiva generata appunto sulla base delle immagini satellitari, l'elaborazione degli indici vegetazionali da una parte e degli indici radar dall'altra. La terza sono i punti delle terre rocce da scavo. Ecco, queste, diciamo,
questi sono alcuni degli indicatori che vengono utilizzati, ma quello che si arriva poi a determinare è la rappresentazione cartografica, proprio la delineazione attraverso la fotointerpretazione di tutti i singoli interventi che si sono realizzati nel corso dell'ultimo anno nel territorio. Arrivo al prodotto, diciamo, che annualmente viene realizzato appunto da ISPRA nell'ambito della collaborazione all'interno del sistema delle agenzie ambientali, e questo, diciamo, è un estratto di alcuni grafici, di alcuni elaborati che erano contenuti nell'ultimo rapporto che è stato pubblicato nel ottobre del 2025 relativo al consumo avvenuto nel 2024. Per noi queste sono informazioni già vecchie, perché in questo momento sono in corso proprio le attività di monitoraggio per la realizzazione del report che uscirà a ottobre di quest'anno. Per cui, sebbene insomma, abbiano soltanto pochi mesi queste informazioni e siano state pubblicate da pochi mesi, per noi è già, come dire, il background su cui stiamo andando a valutare le dinamiche future. Questo è un quadro, diciamo, nazionale che mette in evidenza come l'andamento del consumo di suolo a livello nazionale stia subendo in realtà in questi anni un processo di incremento, al posto di vedere un rallentamento come auspicabile e come auspicato anche dai vari quadri normativi a tutti i livelli. Nella parte invece a destra possiamo vedere quello che è l'andamento del consumo nelle varie regioni, e possiamo notare che al di là dell'andamento nazionale, per quanto riguarda il Veneto, che negli anni passati si era sempre purtroppo manifestato, insomma, come nella parte alta, insomma, della classifica, negli ultimi anni si sta assistendo invece a un rallentamento e siamo stati superati, diciamo, nell'ultimo anno da diverse regioni. Vado avanti portando all'attenzione alcuni portali dove possiamo recuperare le informazioni di dettaglio. Questo è un geoportale che viene prodotto da ARPA Piemonte e che mette a disposizione per tutto il sistema delle agenzie, quindi per tutta Italia, appunto un portale dove andare a visualizzare alle diverse scale amministrative, quindi di regione, provincia e comune, l'andamento del consumo con gli indicatori principali. Questo invece è un quadro che produciamo a livello locale, che è disponibile anche nel report regionale che viene pubblicato, che pubblichiamo in collaborazione con la Regione annualmente, e che cerca di raggruppare, diciamo, le varie categorie del consumo. In precedenza nel quadro nazionale vi avevo mostrato soltanto l'andamento di quello che era considerato il consumo totale, che prende dentro, diciamo, in una macro categoria quello che viene definito sia consumo reversibile che irreversibile, quindi non soltanto la realizzazione di veri e propri interventi impermeabilizzanti, ma anche quelle opere che vengono considerate reversibili, tipo l'apertura di un cantiere o la realizzazione di alcune altre attività. E questa che vedete sulla sinistra è un elenco, insomma, delle categorie che vengono considerate nel monitoraggio. Ma vedete appunto la barra blu, che viene riportata anche nei diagrammi, è l'insieme, il consumo totale, quello che prende dentro sia il consumo reversibile che quello irreversibile. In nero, grigio scuro invece è il reale consumo irreversibile, e in arancione invece il consumo reversibile. La parte invece in verde, in basso, è il ripristino che spesso però nel 99% dei casi è dovuto a un ritorno alle condizioni iniziali di un
mettiamo tra parentesi, insomma, un cantiere, insomma, tra virgolette, di una situazione di compromissione temporanea dovuta appunto alla cantierizzazione. L'esempio tipico, che è stato anche citato in precedenza, era l'esempio della Pedemontana, che in fase di apertura ha realizzato un impatto che era molto più ampio di quello che poi nel concreto si è andato a definire una volta che l'opera è stata conclusa e che le zone di cantiere si sono poi state riconvertite. A questo dovete ad esempio nel 2022 quell'importante ripristino di oltre 500 ettari è stato soprattutto dovuto al ripristino dei cantieri della Pedemontana. In questa stessa diapositiva illustro quelli che sono stati gli elementi che hanno rappresentato il maggior impatto nel consumo reversibile, quindi nelle cantierizzazioni che si sono aperte nel corso del 2023 e 2024, che appunto, come vediamo, riguardano soprattutto quelle che vengono considerate le grandi opere. La TAV con 100 ettari, il raccordo con Tessera, ulteriori 20 ettari ed altre categorie. Nel consumo reversibile ricade anche il fotovoltaico a terra, che nel corso del 2023-2024 ha avuto un incremento di 40 ettari circa. Ecco, un incremento che in questo ultimo anno ci si aspetta possa aumentare notevolmente dalle informazioni che abbiamo, soltanto considerando le autorizzazioni che andiamo a valutare nell'ambito dello screening via che viene fatto in collaborazione con la Regione e che abbiamo notato, almeno per la provincia di Rovigo, considerare un notevole numero di impianti che nel corso dei prossimi anni verranno realizzati. Questo è l'andamento invece del consumo irreversibile, e questo mette insieme sia il nuovo consumo irreversibile che nella parte grigio più chiara la irreversibilità definitiva, la chiamo così, insomma, cioè il passaggio da cantiere a opera effettiva che è stata realizzata nel corso degli ultimi anni. Questo diciamo che è un indicatore più stabile perché è meno sensibile alle fluttuazioni dei ripristini, dell'apertura di cantiere, eccetera, e che vede in effetti negli ultimi anni un sensibile decremento dell'impatto del consumo nel Veneto, seppur insomma rimanendo in quantità che sono comunque critiche, e nel grafico a torta la distribuzione di questi interventi. Corro velocemente per andare alle conclusioni, ricordando che la logistica in questi ultimi anni ha avuto un impatto notevole per quanto riguarda il consumo di suolo, e in questa rappresentazione è ben evidente l'impatto anche eclatante che possono avere alcune opere anche nel confronto territoriale tra un centro urbano e l'opera immediatamente vicina, che evidenzia insomma la sproporzione insomma di questi tipi di interventi, e qui a livello nazionale come si collocano queste situazioni che appunto vedono impattati in particolare i territori dell'area padana. Questo è il cruscotto regionale che viene sviluppato dai colleghi appunto della Regione, con i dati che forniamo loro e che loro incrociano con le suddivisioni urbanistiche del territorio, e permette di avere un quadro conoscitivo più articolato che riesce a mettere in relazione sia il consumo con gli ambiti in cui questo avviene. Vado alle conclusioni perché il tempo è già tiranno, insomma, richiamando soltanto i portali dove ricavare le informazioni, e appunto per ultimo richiamo ancora il geoportale nostro di ARPAV, dove queste informazioni vengono collocate e possono essere esplorate. Insomma. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al dottor Dalla Rosa anche per essere stato perfettamente nei tempi. Mentre chiamo qui la Laura Foscolo e Maria Leonardi per il loro intervento successivo, due piccole considerazioni. Innanzitutto ancora il grande lavoro fatto
da ARPAV, ma soprattutto il rapporto annuale che Michele Munafò, che saluto, colgo l'occasione perché ci sta seguendo da remoto, per salutare, che fa cadenzato ogni anno, è importantissimo, ormai si attende sempre come se fosse Festival di Sanremo, l'Oscar cinematografico, arriva, ma il rapporto ha una sua lettura, un suo codice. E mi fa molto piacere che c'è stato questo distinguo rafforzato dall'esposizione fra uso del suolo permanente e irreversibile e irreversibile, ma ha un suo codice. La legge regionale 14 del 2017 ha un altro codice, che è quello rappresentato dalla una delle slide finali che ha fatto Dalla Rosa, cioè quello che è dentro la UC e fuori la UC. Noi distinguiamo questo, ma è una cosa che Michele Munafò sa bene, fra uso del suolo programmato e non programmato. In questo caso intervengono gli strumenti dell'urbanistica per dire quali sono le zone C2 ad espansione o meno, è lì che la legge è intervenuta fortissimamente e ha prodotto dei buoni risultati, fatto salvo tutte le deroghe previste dall'articolo 12 della legge regionale 4 2017. Comunque ottimo l'analisi, ottimo soprattutto questo rafforzare questo rimarca, e mi fa piacere vedere che la curva ha una pendenza rovescia. C'è stata una strana gobba negli anni 20-21 quando sono andato in pensione, evidentemente mi sono distratto, c'è un aumento nel 21 che c'è una gobba verso l'alto. Va bene, adesso la parola a Maria Leonardi che parlerà è stato citato, l'impianto fotovoltaico a terra e quindi la banca dati della copertura del suolo. A te Maria. Bene, buongiorno a tutti. Allora, il mio intervento di oggi, intanto intendo sottolineare che appunto è frutto di un lavoro condiviso con diversi colleghi dell'unità organizzativa urbanistica all'interno della direzione della pianificazione. E si può suddividere in 3 parti che qui ho riassunto. Una prima parte mi focalizzerò sul contributo della Regione alla pianificazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e il contesto normativo che comunque è in continua evoluzione. Siamo contenti perché nell'ultimo mese sembrerebbe che abbiamo un testo unico in materia di FER, il decreto legislativo 190/2024. Una seconda parte mi focalizzerò proprio su come abbiamo utilizzato la carta copertura del suolo. Aspettavamo molto questo aggiornamento del 2023 per avere delle elaborazioni molto più dettagliate, soprattutto per quanto riguarda la mappatura del contenuto minimo del PIZAT, ossia il piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri. E infine una terza parte in cui parlerò di come abbiamo utilizzato in maniera integrata la banca dati della copertura del suolo con un'altra banca dati della zonizzazione dei piani urbanistici comunali che si trova in un visualizzatore della pianificazione territoriale urbanistica presente nell'IDT. Allora, come dicevo, questa prima parte noi abbiamo iniziato ad utilizzare la carta copertura del suolo, in particolare l'aggiornamento del 2021, che come spiegavano bene prima i colleghi è un aggiornamento integrale, per fare delle prime elaborazioni cartografiche sperimentali a ridosso appunto della redazione della legge regionale numero 17, che è appunto del 2022, che è quella che regola gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. E quindi queste mappature, utilizzando la carta copertura del suolo, indicavano appunto quelle aree con indicatori di presuntiva non idoneità e le aree con indicatori di idoneità. Poi il percorso è continuato perché appunto c'è stata la redazione del nuovo piano energetico regionale del Veneto da parte dei colleghi della direzione RICE, della direzione energia della regione Veneto. E anche in questo caso il nostro contributo è stato fondamentale proprio per queste mappature che si basavano non solo con l'utilizzo della carta copertura del suolo, ma anche da tutta un'altra serie di banche dati che si trovano all'interno dell'IDT, proprio per dare una base ai colleghi su cui lavorare per la redazione di questo piano. Come terzo punto c'è stata la proposta di un disegno di legge per le fonti energetiche rinnovabili, perché il decreto ministeriale del 21 giugno 2024 attribuisce a tutte le regioni e quindi anche al Veneto un obiettivo incrementale di potenza installata, in questo caso quello del Veneto di circa 5.000 megawatt per il 2030, e anche qui abbiamo portato avanti un'attività di mappatura sperimentale sulle 4 categorie di aree che venivano richieste, quindi aree idonee, non idonee, ordinarie e vietate per tutte le fonti energetiche rinnovabili. Questo disegno di legge poi si è intrecciato con le sentenze del TAR Lazio che molti di noi conoscono e che hanno annullato parzialmente i criteri, ma con il nuovo decreto legislativo di cui parlavo prima sono stati disciplinati i nuovi principi e criteri con cui la Regione può definire le ulteriori aree idonee.
Sempre appunto in questo testo unico delle FER, all'articolo 12 viene richiesto alle regioni di redare la redazione del PISAT di cui parlavo prima. Entriamo nel dettaglio di questo piano. Questo piano individua appunto le zone di accelerazione e veniva previsto che in una prima fase il GSE pubblicasse una cartografia di quello che è il contenuto minimo inderogabile che deve essere contenuto all'interno del piano e che poi le singole regioni dovessero vedere eventuali disallineamenti cartografici e diciamo ritarare questa mappatura proposta invece dal GSE a livello italiano, nazionale. E quindi è stato istituito un gruppo di lavoro, quindi anche questo è importante da sottolineare perché comunque ci muoviamo sempre utilizzando non solo la carta copertura del suolo, ma come dicevo prima una serie di banca dati differenti che vengono redatti dalle diverse direzioni regionali e quindi è sempre un lavoro congiunto. Il piano delle zone di accelerazione terrestre appunto contiene questo contenuto minimo inderogabile e poi un'altra prevede che le regioni possono decidere di includere anche altre tipologie di aree. Concentrandoci sul contenuto minimo inderogabile, cosa si tratta? Si tratta di, intanto sono un sottoinsieme delle aree idonee, infatti noi le chiamiamo le super idonee, no? E, si riferiscono solo alle specie progettuali che sono definite da edilizia libera e PAS, e si tratta di aree industriali definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali e che sono esistenti nei rispettivi territori. Come dicevo, sono situate in quelle macro aree che sono state definite dal GSE e dovevano essere verificate e riallineate dalla Regione. Quindi il GSE nel portale, che è disponibile e accessibile a tutti, ha pubblicato questa prima mappatura di queste macro aree. E noi proprio utilizzando, ci intendo sottolineare che il GSE per fare questa mappatura ha utilizzato il Core Inland Cover del 2018 e quindi diciamo era sicuramente meno aggiornato della carta copertura del suolo di cui noi disponevamo a livello regionale e poi utilizzava un livello unico che teneva insieme sia aree industriali ma anche aree commerciali. Questo perché per il GSE era l'unico dato disponibile a livello nazionale in modo omogeneo. Qui vi ho riportato uno zoom di come sono queste macro aree. Vediamo che alcune ricadono in più comuni. E qui vediamo, allora, il GSE avrebbe dovuto fornirci un dato che contenesse solo zone industriali. Invece vediamo come dalla mappatura, facendo proprio un lavoro puntuale di verifica, all'interno di queste macro aree ricadevano, possiamo vedere in questa slide, impianti fotovoltaici, ricadevano aree direzionali e residenziali, ricadevano aree militari, area parco, come vediamo appunto nella zona nord di Vicenza, e a destra sempre aree militari nella zona di Valleggio sul Mincio. Qui altri esempi, quindi per esempio le serre a paese che molto spesso vengono appunto confuse con i capannoni e altre aree residenziali, gli aeroporti e quindi il nostro ruolo era proprio capire come ripulire questa prima mappatura fornita dal GSE. Aver avuto a disposizione la carta copertura del suolo aggiornata al 2023 per noi è stato di fondamentale importanza perché era uno strumento veramente utile per fare questo riallineamento richiesto. Quindi abbiamo preso tutti quei poligoni della carta copertura del suolo che ricadevano all'interno dei macro poligoni definiti dal GSE e di questi poligoni abbiamo fatto proprio poi una verifica puntuale. Perché si è già discusso in questa mattinata di come anche la carta copertura del suolo sia comunque uno strumento in continua evoluzione, uno strumento comunque che richiede sempre un perfezionamento. Quindi in questo caso la nostra verifica puntuale è risultata diciamo di grande interesse. Perché è stata scelta? È stata scelta perché è un dato presente in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, perché è un aggiornamento del livello a noi interessato appunto al 2023 e perché seleziona il costruito, cosa che invece non fanno l'altra banca dati di cui vi parlerò dopo che riguarda la zonizzazione dei piani urbanistici.
E un altro aspetto fondamentale è che la nostra carta copertura del suolo suddivide ciò che è industriale dal commerciale, cosa che invece a livello di Corin Lancover, come dicevo, non viene fatto. Quindi il livello di analisi che abbiamo fatto è stato sovrapporre questi 3 layer, quindi l'ortofoto, il layer fornito dal GSE e il layer della carta copertura del suolo. Se questi 3 layer combaciavano, l'area veniva confermata all'interno del contenuto minimo del piano del PIZAT, del piano delle zone di individuazione delle zone di accelerazione terrestre. Se invece questi 3 layer non combaciavano, l'area veniva verificata utilizzando appunto un'altra banca dati, che è quella della zonizzazione dei quadri conoscitivi. Il cui ultimo aggiornamento è stato fatto ad agosto 2025 e quindi questo è un esempio pratico, se per esempio l'area viola in alto non rientrava all'interno, allora rientrava nella sovrapposizione dei trolley che abbiamo visto prima, però non rientrava come zona industriale confermata all'interno del piano urbanistico. Perciò quest'area è stata estrapolata, non ricompresa nel contenuto minimo e riclassificata. Questo è un esempio in cui abbiamo appunto col contorno nero tutto quello che risultava zona industriale del piano urbanistico e in fucsia invece quello che in questo caso era una zona servizi. Per fare questo appunto abbiamo utilizzato il nuovo visualizzatore della pianificazione territoriale urbanistica che trovate online all'interno dell'IDT. Questo nasce da un lavoro molto lungo e complesso che è stato fatto perché le diverse amministrazioni comunali con l'articolo 11 bis della legge 11 introdotto dalla legge 14 del 2017 sono obbligati a trasmettere il quadro conoscitivo e i relativi aggiornamenti del piano degli interventi e delle sue varianti. E la trasmissione del quadro conoscitivo è un requisito indispensabile che serve proprio per la pubblicazione e quindi la successiva efficacia del piano degli interventi. E per noi è inoltre indispensabile per proprio fare una serie di attività di pianificazione alla scala regionale. Ad oggi abbiamo appunto circa 520 comuni che hanno inviato il quadro conoscitivo. Tutto lo stato di monitoraggio si può vedere dal cruscotto del Veneto che è già stato citato precedentemente, che ha anche una parte focalizzata proprio su questi aspetti che viene gestito dai miei colleghi. E appunto, grazie appunto a un progetto di armonizzazione che è stato fatto nel 2020, che è iniziato nel 2021, sono state fatte tutta una serie di operazioni di estrazione e controllo di diversi dati inviati dalle amministrazioni comunali e in questo modo ad oggi risultano facilmente consultabili in maniera omogenea per tutto il territorio regionale. All'interno del visualizzatore c'è una parte dedicata alle banche dati riguardanti la zonizzazione e un'altra parte dedicata agli ambiti di urbanizzazione consolidata. Questo è uno schema che vuole un po' riassumere qual è la situazione ad oggi, perché ovviamente da come voi potete vedere all'interno del visualizzatore alcuni dati non sono aggiornati e il nostro obiettivo è rendere questo visualizzatore sempre più aggiornato e sempre più utile per fare tutta una serie di azioni di pianificazione come potrebbe essere quella del PIZAT. Quindi chiudendo, questo appunto è uno strumento che è già stato testato internamente per la costruzione del PIZAT, come vi dicevo, ma anche per la stesura del nuovo testo unico e anche per la costruzione della variante al PTRC con valenza paesaggistica. Ci siamo predisposti di fare tutta una serie di aggiornamenti trimestrali che derivano proprio dal contributo dei singoli comuni che ci inviano costantemente. L'ultimo aggiornamento è stato fatto proprio alla luce della redazione del PIZAT al 30 gennaio, dove ad oggi ci risulta che circa il 36% dei comuni abbiano inviato il dato corretto e quindi uniforme alle specifiche tecniche richieste, quindi facilmente utilizzabile per popolare questa banca dati. Concludo dicendo come ho cercato di farvi capire come proprio per la redazione di un piano l'utilizzo di banche dati differenti, in questo caso carta copertura del suolo e la banca dati della zonizzazione, se utilizzate in maniera integrata e coerente e facilmente anche consultabili tra di loro, cosa che l'IDT ci permette di fare anche insomma molto facilmente.
Questo garantisce processi di pianificazione sempre più efficaci e consapevoli e coerenti alla scala regionale. Grazie, lascia questa slide perché mi aiuta, grazie all'architetto Leonardi, Maria, grazie a Maria. Mentre chiamo Andrea Bonato, giusto una sintesi, proprio questo è stato un eccellente esempio di applicazione di come si usano gli strumenti, i piani, ma tutto questo fa riferimento al dato territoriale. Il dato territoriale vuol dire le geometrie. Maria ha detto prima, ha processato 4.060 poligoni. I poligoni fanno riferimento alla carta tecnica, alle geometrie, e se non c'è le precisioni, l'accuratezza e soprattutto l'aggiornamento delle geometrie, tutto questo non può essere quello che vedete in questa slide, e questo mi consente di fare ancora una volta, lo faccio per piaggeria, un complimento a Umberto Trivelloni e alla sua struttura, perché effettivamente costa moltissimo stare attenti, le risorse sono queste, ma Umberto Trivelloni con la sua squadra, ottima squadra, da anni sta tenendo vivo questo sistema e si rapporta soprattutto con gli organi centrali affinché passi questo messaggio che le geometrie, io dico sempre, non si fanno prigionieri, mentre ahimè vedo purtroppo anche altre persone, a volte anche docenti universitari, che parlano di ancora, o peggio ancora, disegni di legge, che parlano ancora di geoportali catastali o altre non vorrei essere volgare, altre robe del genere che sono importantissimi ma a supporto di quello che si utilizza. L'IDT è la base fondamentale su cui si va tutto esplicato, tutte le politiche territoriali e tutte le leggi territoriali. A proposito di politiche territoriali, avevo detto l'ultimo aspetto era il piano paesaggistico regionale, abbiamo qui dottor o architetto, non ho mai capito, lo chiamo architetto, forse lo offendo, ecco, se no ti offendevi, giusto, il pianificatore Andrea Bonato, che parlerà dell'utilizzo delle banche dati del Veneto per il piano paesaggistico regionale, che poi sarebbe una variante del PTRC, ma è più facile capirlo come piano paesaggistico. A te Andrea. Buongiorno a tutti. Allora, come tra l'altro introdotto questa mattina e poi più volte citato anche durante il corso, diciamo, della presentazione, come ha introdotto l'assessore Zecchinato, la direzione pianificazione territoriale regionale di concerto con il Ministero della Cultura e segnatamente le soprintendenze competenti per territorio, nel territorio regionale, ha in corso la redazione, tra l'altro in uno stadio avanzato, della variante al PTRC vigente dal 2020, per l'attribuzione della specifica considerazione dei valori paesaggistici. In tal senso, diciamo, questa attività è in corso perché è stato siglato un protocollo d'intesa nel 2022 fra Regione del Veneto e il Ministero della Cultura. È stato assunto un documento preliminare che nel luglio del 24 è stato, diciamo, inviato a tutti i portatori di interesse, compresi gli enti locali, e nel novembre del 2025 al protocollo d'intesa del 2022 è stato aggiunto una sorta di addendum al fine di, diciamo, andare a disciplinare quelle che saranno le attività successive all'adozione e anche all'approvazione della variante al PTRC. Ora, questa variante è, diciamo, redatta ai sensi dell'articolo 25 della nostra legge regionale sul governo del territorio e quindi prevede un'adozione in giunta regionale, poi diciamo, ci sarà lo spazio per il deposito, le osservazioni, le controdeduzioni, un'approvazione da parte del Consiglio previo ulteriore accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 90, questo chiede, diciamo, il codice dei beni culturali con il Ministero della Cultura. I contenuti sono quelli previsti dall'articolo 143 del codice, quindi, diciamo, il riconoscimento e la descrizione dei paesaggi del Veneto, una lettura alle dinamiche di trasformazione, la definizione di obiettivi di qualità paesaggistica e, diciamo, una parte fondamentale, il cuore di questa variante, riguarda la perimetrazione dei beni paesaggistici di cui alla parte terza del codice e la definizione di una specifica disciplina d'uso. Sempre ovviamente in modalità congiunta. Per la redazione del piano l'accordo stabilisce il protocollo d'intesa che sia istituito, è stato istituito un comitato tecnico per il paesaggio e poi di uno specifico gruppo di lavoro che ci vede coinvolti come direzione assieme alle soprintendenze e anche con il contributo delle altre direzioni regionali
competenti, diciamo, per materia. Ecco, questa è già una prima immagine, diciamo, che rappresenta, è una mosaicatura, rappresenta graficamente l'attività in corso, diciamo, per buona parte conclusa, di mappatura dei beni paesaggistici, di cui la parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio. 136 sono gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, i cosiddetti vincoli decretati, i 142 le aree tutelate per legge. Questa mappatura è venuta secondo criteri di perimetrazione definiti in via preliminare già nel 2011 con 2 circolari ministeriali dell'allora MIBACT, la numero 12 2011, la numero 30 sempre del 2011. Volendo scomporre, diciamo, la prima immagine che abbiamo visto del Veneto, a destra vedete la ricognizione delle aree tutelate per legge. Chiaramente poi lo vedremo anche, tutta questa attività di perimetrazione avviene su carta tecnica regionale nella versione disponibile, diciamo nella versione più recente disponibile. Nella parte di sinistra vedete la ricognizione dei cosiddetti beni ex articolo 136 che per quanto riguarda il territorio regionale sono oltre 1100, 1148 per la precisione, che diciamo che fanno del Veneto la prima regione diciamo per numero di beni decretati ex articolo 136. E per questa seconda fattispecie, articolo 136, con la variante il PTRC stiamo cercando e abbiamo fatto di concerto con il Ministero uno sforzo maggiore, nel senso che questa mappatura di carattere generale, perimetrazione di carattere generale è stata, diciamo, articolata ai fini della determinazione della disciplina d'uso, interpretando i valori paesaggistici da tutelare attraverso componenti ed elementi specifici di paesaggio. Ora, in questo senso, la nuova carta di copertura del suolo ci è venuta in aiuto, nel senso che noi utilizziamo per questa variante molteplici fonti di dati, a partire ovviamente dal quadro conoscitivo del PTRC che stiamo aggiornando, dai dati disponibili nel geoportale regionale, dai dati che abbiamo acquisito, è stato, diciamo, illustrato anche prima, dai quadri conoscitivi della pianificazione sottordinata, e però noi avevamo bisogno anche di uno strumento di analisi di dettaglio che ci mostrasse quello che era lo stato attuale dei territori che noi andiamo a pianificare. E quindi di leggerne anche attraverso poi ovviamente le serie storiche della CCS quelle che sono le dinamiche di trasformazione. Avevamo bisogno di una base omogenea che fosse disponibile per tutto il territorio regionale, una base che avesse anche una migliore unità minima di classificazione, come abbiamo visto nelle presentazioni questa mattina, la nuova CCS. E proprio per questo diventa anche, essendo di dettaglio, uno strumento efficace e più consapevole per le scelte del piano e per la definizione di una disciplina d'uso di queste aree. E ovviamente rispetto anche alle altre banche dati, quadri conoscitivi disponibili e contenuti in IDT, che fosse uno strumento interoperabile. L'esito, vi faccio vedere brevemente un esempio di mappatura e di articolazione secondo componenti ed elementi specifici di paesaggio rispetto ad un'area vincolata con decreto di vincolo ex articolo 136 che vedete a sinistra su base carta tecnica regionale. La carta di copertura del suolo ci ha consentito, integrando anche con altre fonti di dati, di articolare questo bene per componenti ed elementi specifici di paesaggio, come potete vedere a partire dalle aree urbanizzate, foreste e boschi, prati permanenti, centri storici e così via. Per ognuno di questi beni decretati, oltre 1000, è stata, diciamo, compilata secondo delle specifiche definite congiuntamente con il Ministero della Cultura, una specifica scheda identificativa.
una scheda identificativa che va a riportare quelli che sono gli elementi identificativi del bene, e mi soffermo in particolare in un aspetto che riguarda la tipologia del bene, la tipologia di lettera rispetto all'articolo 136. E su questo è stato fatto anche chiarezza assieme al Ministero, e penso sia anche un aspetto importante, soprattutto anche per gli enti che magari stanno seguendo e sono delegati in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e anche di applicazione in particolare del DPR 31/2017, dare certezza, oltre che alla perimetrazione, alla definizione di disciplina anche della lettera rispetto al provvedimento, penso sia una cosa importante. Di questo bene ne vengono riconosciuti i valori secondo il provvedimento di vincolo, ne viene fatta una descrizione. Questo è importante anche ai fini, poi sarà per lato professionisti, per la redazione delle relazioni paesaggistiche, e sarà importante anche per chi poi deve valutare in sede istruttoria. E diciamo, a partire dal provvedimento di vincolo e anche da quanto riconosciuto anche attraverso la carta di copertura del suolo a livello di mappatura, vengono definiti degli elementi di valore di questo bene, e per ognuno di questi, come vedete, foreste, boschi, fiumi, torrenti, corsi d'acqua, in questo caso centri storici e così via. Ad ognuno di questi elementi di valore è associata una disciplina generale che, diciamo, verrà allegata in un apposito allegato alle norme tecniche del PTRC vigente, e a fianco a questa disciplina di carattere generale, in ognuna di queste schede identificative potrebbero esserci, in base anche alle peculiarità del bene indagato, anche delle prescrizioni d'uso specifiche ulteriori. Ecco, questo è, diciamo, l'elenco di queste componenti ed elementi specifici di paesaggio. Per alcune di queste, in particolare per quelle che sono, diciamo, indicate con un pallino, abbiamo utilizzato in modo specifico la carta di copertura del suolo, in alcuni casi anche diciamo, in associazione con altre fonti di dati. Ad esempio, per le aree urbanizzate abbiamo utilizzato la classe 1, quindi i territori modellati artificialmente. Per le aree rurali, che fanno parte delle componenti agrarie rurali, la classe numero 2, territori agricoli. Ad esempio, per il sistema lagunare, accanto alla carta di copertura del suolo o alle valli da pesca, abbiamo utilizzato anche l'Atlante della laguna. Concludo dicendo che ovviamente in questo momento il PTRC, il quadro conoscitivo completo del PTRC e anche il visualizzatore dei contenuti del PTRC stanno all'interno del geoportale regionale. Chiaramente stiamo pensando anche a un sistema di visualizzazione quando la variante verrà adottata, che consentirà di indagare anche queste nuove informazioni e le relative schede associate, come avete visto, per quanto riguarda in particolare i beni ex articolo 136 del codice. Ottimo, grazie Andrea Bonato anche per la sua capacità di sintesi e rappresentazione di un tematismo importante, molto delicato, che ci dà comunque la certezza dei dati su una materia così delicata anche dal punto di vista giuridico e di prescrizioni. Adesso abbiamo concluso la seconda sessione con i 4 interventi. Prima di passare alle conclusioni all'architetto Servino Assist, l'ingegnere Michele Munafò, che è da remoto di Ispra, c'è un breve, come avevo anticipato, un breve video molto bello, molto efficace, realizzato nella struttura della pianificazione territoriale. Credo che il regista, se non faccio qualche errore, debba essere Mattiuzzo, Fabio Mattiuzzo, l'architetto Mattiuzzo. Io vi ringrazio e vi saluto, grazie. Proprio mosaico di paesaggi, tutti unici, tutti preziosi. Il Veneto, un vero e proprio mosaico di paesaggi, tutti unici, tutti preziosi. Un territorio che, come è normale che sia, cambia, si evolve e che quindi ci chiede sempre più attenta e consapevole. Ma la domanda è: come si può governare una realtà così complessa e dinamica? Beh, la risposta in fondo sta tutta lì, nella capacità di conoscere a fondo il nostro territorio.
Pensiamo alle vaste distese della pianura, che non sono solo il cuore pulsante della nostra agricoltura, ma anche un pezzo della nostra identità. O alle nostre aree urbane, così dense e vivaci, dove si concentra la vita di tutti i giorni e dove le sfide della pianificazione, diciamolo, si fanno più difficili. E poi su, verso le nostre montagne, veri e propri scrigni di biodiversità, fondamentali per l'equilibrio di tutto il sistema. Per finire, lungo la costa, un ambiente delicatissimo, che cambia di continuo, lì, nel punto esatto in cui la terra incontra il mare. Ecco, la domanda torna, ed è centrale, per prendere decisioni giuste, per pianificare il futuro e proteggere quello che abbiamo, serve uno strumento capace di leggere il territorio in modo preciso, aggiornato, uno strumento che in pratica trasformi i dati in decisioni intelligenti. Ed è esattamente qui che entra in gioco un concetto chiave, la conoscenza del territorio. È la base, il punto di partenza per ogni scelta che faremo. Parliamo della copertura del suolo, o se preferiamo land cover. Che cos'è? La direttiva europea ce lo spiega bene, ma in parole povere è come una fotografia della pelle del nostro pianeta. Ci dice cosa c'è in superficie: un bosco, un campo coltivato, una città, un fiume. È quello che vediamo, la realtà fisica. Attenzione però, c'è una distinzione importantissima da fare. La copertura del suolo ci dice cosa c'è, per esempio un bosco. L'uso del suolo invece ci dice cosa ci si fa in quel posto. Quel bosco potrebbe essere un parco per passeggiare o un'area per la produzione di legname. La copertura è sempre forestale, ma l'uso cambia. Capire questa differenza è a dir poco cruciale. Si capisce bene, quindi, che avere una mappa precisa della copertura del suolo è il primo passo per qualsiasi politica territoriale che voglia essere efficace. Ci permette di vedere come cambia il paesaggio, di proteggere gli ecosistemi e di pianificare uno sviluppo che sia davvero sostenibile. E in questo campo la Regione del Veneto ha una storia importante. Vediamo un po' come si è evoluta nel tempo questa capacità di leggere il territorio. Siamo partiti nel 2009 con la primissima edizione della Carta. Poi nel 2021 c'è stato un grandissimo passo in avanti, un aggiornamento completo basato su ortofoto di nuova generazione. E non ci siamo fermati, perché tra il 2022 e il 2023 sono stati introdotti degli aggiornamenti rapidi, concentrati proprio lì dove il cambiamento è più veloce, i cosiddetti territori artificiali. Un miglioramento continuo, insomma. La solidità di questo lavoro si basa su un metodo integrato. Si parte da uno standard europeo, il Corine Land Cover, e lo si arricchisce con l'analisi di esperti, con banche dati specifiche e con immagini satellitari ad altissima risoluzione. E la combinazione di tutti questi elementi che garantisce un dato finale super affidabile. Bene, ma tutta questa evoluzione a cosa ci porta oggi? Vediamo quali sono gli strumenti concreti che abbiamo a disposizione per pianificare il futuro del Veneto. La grande novità è che oggi sono disponibili dataset potentissimi e soprattutto un visualizzatore online. Questo strumento permette a chiunque, in modo semplice e intuitivo, di navigare in tutti i dati raccolti dal 2009 a oggi. La conoscenza così diventa davvero un patrimonio accessibile a tutti. E perché tutto questo è così strategico? Perché non parliamo di teoria? Questi dati sono già al lavoro, sono la base per definire le regole sugli impianti fotovoltaici a terra, per aggiornare il nostro piano territoriale proteggendo i paesaggi e più in generale per sostenere ogni politica legata ad ambiente e sostenibilità. Per approfondire tutti questi temi, per toccare con mano queste innovazioni e scoprirne le applicazioni future, la Regione ha organizzato un momento di incontro davvero importante. La giornata sarà divisa in due parti. Tufferemo nelle metodologie, nelle innovazioni tecnologiche, invece andremo sul concreto, parlando di applicazioni pratiche, dalla gestione delle città a quella delle campagne, fino a temi caldissimi come il consumo di suolo e il fotovoltaico. Chiaramente un risultato del genere è frutto di un grande lavoro di squadra. La collaborazione con partner scientifici di primissimo piano come ISPRA, ARPAV e il Sistema Statistico Regionale è stata la vera chiave per garantire la qualità e l'autorevolezza di questi dati. Arriviamo alla fine di questo percorso che ci porta a una verità tanto semplice quanto potente. Il messaggio è chiaro. Conoscere a fondo il nostro territorio non è un semplice esercizio tecnico. È il primo, indispensabile passo per con saggezza. La cartografia, la tecnologia evolvono e sta a noi usare questi strumenti per costruire tutti insieme il Veneto del futuro. Ecco, ringraziamo il collega Fabio Mattiuzzo che
è riuscito con questo video a dare, diciamo, il finale, a concludere anche questa giornata. Mi permetto solo di proporvi due cose, due elementi che anche guardando il video mi sono tornati a mente. Si parla di squadra. Noi quest'anno abbiamo avuto la fortuna e ha iniziato questo incontro di chiudere la squadra che appunto vede la Regione, vede ARPA, vede ISPRA, insieme collaborare, parlare, comunicare, cosa che non è sempre scontata. La squadra si è conclusa con l'assessore Zecchinato. Abbiamo una grande fortuna di avere un referente politico-amministrativo che capisce, che conosce la materia, che sta con difficoltà, perché naturalmente questi primi mesi sono molto intensi, ma veramente sta cercando di entrare anche nel mood nostro di lavoro e di condivisione che stiamo facendo nei vari progetti, dalla VTS al piano paesaggistico e quello che avete visto oggi, il piano di accelerazione, cioè tutti quei progetti della direzione, e non solo, perché anche con la direzione statistica stiamo facendo delle cose belle e interessanti, ma proprio le stiamo chiudendo anche grazie a questo elemento che sembra così, diciamo, magari meno importante, ma in realtà è proprio il percorso, ci indica il percorso finale verso quel elemento fondamentale che è produrre documentazione, produrre progetti, produrre anche progetti di legge che poi la politica naturalmente cerca di far propri. E il problema è che quando cerchiamo di fare dei progetti di legge e li portiamo alla politica, un'amministrazione che non conosce bene la materia, può anche, come dire, deviare alle volte gli obiettivi che quella norma che è stata costruita dagli uffici può portare. Avere invece un referente che conosce la materia, che sa e che si interessa oltretutto, perché l'assessore Zecchinato è sempre molto curioso e molto anche interessato, ci permette anche di poter pensare che il prodotto finale che verrà portato poi all'attenzione prima della Giunta, poi del Consiglio, o come prevederanno i vari procedimenti amministrativi, avremo quantomeno la certezza di avere un comandante, di avere un portavoce importante e che conosce la materia, la qual cosa, ribadisco, è fondamentale. Io non faccio perdere altro tempo, do la parola, perché collegato da remoto, mi permetto di dire al nostro carissimo collega, nonché compagno di squadra, dottor Michele Munafò. E grazie Michele della tua presenza, sempre attenta e puntuale, specialmente nei nostri confronti e confronti della Regione Veneto, e quindi grazie anche delle tue parole. No, sono io che ringrazio te e tutti voi, perché avete oggi, ma come altre volte che nel corso degli ultimi anni, avete una collaborazione molto, molto ampia, collaborazione sia istituzionale sia tecnica scientifica, e devo dire che insomma ha portato a risultati che almeno dal mio punto di vista sono veramente importanti, perché questo è un rapporto che spesso non sempre funziona, no? Tra il livello centrale e il livello territoriale. Invece io penso che dal mio punto di vista in questo caso ha funzionato nel corso degli anni in maniera molto, molto efficace, ha portato risultati veramente, risultati che hanno portato miglioramenti per il nostro livello nazionale significativi, un confronto importante che ha migliorato nel corso degli anni, ad esempio, illustrato anche dai colleghi di ARPA, attività di monitoraggio. E come viene evidenziato oggi, sicuramente potrà alimentarsi ulteriormente da tutta una serie di conoscenze, di strumenti, di analisi, e soprattutto quando poi si incrociano, si integrano in un sistema di
sovrapposizione di conoscenze migliorano ulteriormente la capacità di analisi e soprattutto per supportare delle che sono le decisioni. La normativa nel frattempo pure continua ad aumentare, così come la conoscenza, come hai detto, a volte con passi in avanti, altre volte con alcune criticità, come sappiamo. Ma in generale, insomma, è importante che questo avvenga sempre prendendo in considerazione quella della conoscenza tecnica e scientifica e gli strumenti esistenti non anche abbiamo visto. Come anche del resto, ad esempio, l'esperienza della recente direttiva sul monitoraggio del suolo, che è stata citata stamattina, dimostra il fatto di avere finalmente un quadro omogeneo a livello europeo che permetta a tutti gli Stati membri di monitorare il suolo, le dinamiche di trasformazione, di degrado, di consumo di suolo attraverso un'unica lente, un unico sistema di monitoraggio, tra l'altro molto allineato e ispirato nella linea a quello del sistema nazionale italiano di monitoraggio di consumo di suolo. E questo è sicuramente un bel riconoscimento della collaborazione, dell'integrazione tra conoscenza e l'evoluzione delle norme anche a livello comunitario. Altre volte ci sono alcune criticità, ad esempio non possiamo non citare anche questo, qualche passaggio stamattina si è visto, il regolamento sui ripristini della natura, che è un regolamento molto importante che incide su diversi ecosistemi, anche diverse tipologie di ecosistemi terrestri, anche agricoli, forestali. Sicuramente un'occasione sarà un'occasione, speriamo possa essere un'occasione per rivedere anche alcune scelte di livello nazionale e poi di livello territoriale e integrare il tema del ripristino della natura, degli ecosistemi degradati, il suolo ovviamente, sempre più all'interno degli strumenti di pianificazione sull'intero territorio nazionale, perché questo avviene purtroppo sempre abbastanza a notte di ritardo, anche oggi sappiamo bene, i dati ci dimostrano regolarmente, però è chiaro che ci sono delle questioni di tempi molto compressi, bisognerebbe rivedere un po' anche il sistema di governo del territorio, partire da una legge nazionale ormai quasi secolare, mi viene da dire, che però ovviamente non si può fare attraverso uno strumento di questo tipo. Quindi un regolamento che ha grandi ambizioni, un regolamento vigente e vincolante, che però presuppone una serie di difficoltà che in serio dovremo tentare di affrontare per arrivare a un piano nazionale entro il 1° settembre, che possa anche in questo caso dare qualche strumento efficace per intervenire ad esempio nei processi in maniera utile effettivamente a raggiungere gli obiettivi ambiziosi. Così come è sempre importante avere dati accurati, dati tempestivi, no? Il stesso regolamento ha riferimento a questo, anche da questo punto di vista a livello nazionale dobbiamo comunque lavorare per migliorare ulteriormente gli strumenti di mappatura, di conoscenza e anche la tempestività. Lei cosa diceva prima che stiamo già lavorando ai dati del 2025, questo io penso che oggi sia un elemento chiaro, quello di avere dati affidabili, accurati e anche sempre più tempestivi, perché così possono diventare effettivamente degli strumenti in grado di intervenire efficacemente nei processi di governo del territorio, di supportare le decisioni in maniera efficace. E queste conoscenze dovevano essere ovviamente ben condivise e anche conosciute, quindi mi faceva un po' sorridere, tra virgolette, insomma, l'esperienza raccontata del GSE, ho capito bene, che ha approcciato attraverso l'utilizzo del Collision Cover a scala 1 a 100.000 una mappatura del territorio per individuare, quando ovviamente ci sono ben altri strumenti, non soltanto a livello regionale, messi anche a livello nazionale, che
sicuramente possono essere utilizzati in maniera decisamente più efficace per avere risultati più coerenti con la realtà. È vero che le mappe, come diceva la cartografia, come diceva Gennaro prima, è una rappresentazione della realtà, una scelta che appunto lo mentiva a presentare e da non rappresentare, però è anche vero che questo è controvertibile, però è anche vero che noi dobbiamo in qualche modo assicurarci che questi strumenti rappresentino sempre più efficacemente quello che sono le dinamiche di trasformazione nei nostri territori. Quindi grazie davvero per questo coinvolgimento, per il lavoro fatto, mi scuso per non essere lì in presenza, ma ci saranno altre occasioni, insomma, spero presto. Grazie. Bene, grazie anche a Michele Munafò. Io direi che abbiamo detto tante cose oggi e che quindi torniamo tutti a casa con un bagaglio di conoscenze, di aggiornamenti, tali per cui insomma abbiamo anche ricevuto delle sollecitazioni, anche un certo successo direi nelle presenze, quindi questo ci porta a dire che continueremo a fare questi tipo di webinar perché sono importanti, perché anche la comunicazione è sempre importante, anche per un riscontro, non solo per raccontare, per dire quello che si sta facendo, ma anche per capire se ci sono esperienze, se stiamo facendo errori, se possiamo in qualche maniera sempre migliorare. Questo al fine di poter dare quella famosa conoscenza attraverso i dati che è fondamentale per l'attività che noi a livello anche di strutture che lavorano nel territorio è importantissimo. Ringrazio i relatori anche da remoto, ringrazio i presenti anche da remoto e arrivederci a presto. Grazie.